Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi è la giornata della memoria e vi ricordo che trasmetteremo la cerimonia in diretta e anzi proseguiremo questa mattinata subito dopo la fine della trasmissione di Sveglia Trieste, appunto alle 10 fino alle 11, poi l'inizio della cerimonia in Risiera, alla Risiera di San Sabba. Saremo ancora in collegamento con interviste e collegamenti appunto esterni e poi seguiremo e trasmetteremo in diretta proprio la cerimonia vera e propria dalla Risiera di San Sabba, quindi restate con noi, sarà sicuramente una mattinata molto intensa. Prima ci saranno ospiti in studio Alberto Pasino della lista Russo Punto Franco, consigliere comunale, e Andrea Giovannini di Forza Italia, consigliere della terza circoscrizione, quindi se vorrete dialogare con loro o fare le vostre segnalazioni potete farlo come sempre chiamandoci in diretta o scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa nella prima ora della trasmissione, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale con la situazione generale. Martedì, oggi un promontorio anticiclonico garantirà tempo stabile. Mercoledì, domani, arriverà un veloce marcato fronte atlantico accompagnato da sostenute correnti umide meridionali. Quindi al mattino oggi cielo sereno o poco nuvoloso con probabili gelate anche in pianura. In giornata da poco nuvoloso a variabile, in serata da nuvoloso a coperto con possibili deboli piogge nella notte, quota neve a 700 metri circa, possibili foschie o nebbie sulla bassa pianura nelle ore notturne. Vediamo mercoledì 28 gennaio, cielo coperto con piogge da abbondanti a intense e nevicate abbondanti in montagna, inizialmente oltre i 600-800 metri, in rialzo nelle ore centrali della giornata fino a 1000-1400, ma poi nuovamente in calo in serata fino a 800 metri circa. Soffierà vento da sud o sud-est, da sostenuto a forte sulla costa e in quota, con possibili mareggiate specie fra Lignano e Grado, possibile anche acqua alta al mattino. Giovedì 29, di notte al mattino saranno ancora possibili piogge in genere deboli, quota neve a 800 mm circa, in giornata cielo variabile, ma saranno possibili ancora precipitazioni sparse, specie in serata. Queste le previsioni del meteo per le giornate di oggi e dei prossimi giorni. Allora andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Cominciamo con il piccolo di Trieste, scusate, i malanni di stagione. Ovovia, tra costi e ricorsi alternative dimezzarla. Questo è il titolo principale di oggi dell'edizione di Trieste del Piccolo. Dalla regione più compiti alla rete delle farmacie, monitoraggi e servizi aggiuntivi. Ancora bonus psicologo, il nuovo bando distribuirà 700.000 euro. Vediamo un'intervista a Riccardo Illi, fase di crescita, Friulia entra nel capitale di Pintaudi Polo del Gusto. Vediamo ancora De Ganutti, scarcerato dopo 14 anni di detenzione, sta male, andrà in una RSA. La triestina scomparsa, ricerche estese a tutto il Friuli, si cerca ancora Donatella Malisa, sparita da casa martedì, trascorsa già una settimana. Manager russo arrestato a Porto Piccolo, adesso è libero, negata l'estradizione. Cani antidroga e metal detector davanti alle scuole, questa era la notizia principale anche del nostro telegiornale di ieri sera. Studenti controllati a campione a Trieste dopo risse con i tirapugni, atti di bullismo e coltelli in aula. I carabinieri ieri davanti ad esempio al liceo Nordio, uno degli istituti triestini monitorati in chiave antiviolenze. Ce ne sono stati anche altri, anche altre piazze cittadine. Vediamo ancora il reportage nel laboratorio di Del Bene, un'altra statua in centro città sarà dedicata a Cottur in bici. La giornata della memoria, non solo Risiera, ci fu anche il Silos, se nell'accezione comune la storia dell'occupazione tedesca di Trieste, sempre coincisa con la sola Risiera di San Sabba, ormai divenuta simbolo insieme contenitore del periodo della zona d'operazione del litorale adriatico, esiste in realtà nell'intera città una mappa della repressione. Andremo a vedere poi nell'articolo di Zeno Saracino all'interno delle pagine del Piccolo. Vediamo il festival, si parla del Festival di Sanremo, i brani di Sanremo, le nostre pagelle. Ancora per quanto riguarda le notizie internazionali,
nazionali che poi troveremo su tutti i giornali. Violenze ICE, Trump assediato, Bovino si ritira da Minneapolis. Vediamo il piccolo di Gorizia Monfalcone, questa notizia dell'incontro di ieri tra Gorizia e Nova Gorizia, un futuro da città unica. I due sindaci dopo Go 2025 nulla è più come prima, seduta congiunta dei consigli comunali. Sempre più proficuo il dialogo a cavallo del confine, dal piano urbanistico alle sinergie ambientali alla mobilità transfrontaliera. Ne parleremo anche noi nuovamente. Vediamo anche un approfondimento in arrivo, un weekend di iniziative, musica e mostre per la capitale della cultura un anno dopo. Ancora, scusate, Asugi investe 6,3 milioni negli ospedali isontini, annunciati rilevanti interventi di riqualificazione. Ancora, anche qui il bonus psicologo. E poi la storia dall'oasi di recupero della fauna selvatica di Fossalon, un blackout senza preavviso, rettili a rischio assideramento. Il gestore del centro, Damiano Baradel, con un'iguana, vediamo, scompiglio al centro di recupero della fauna selvatica di Terranova. A Monfalcone si tratta ancora su Fincantieri Comune, tavolo atteso da 82 giorni. Accoltellò l'ex moglie, utili, potrà essere sepolto. La procura dà il nulla osta. Ricorderete la tragedia dell'accoltellamento e poi il tentativo di uccidere l'ex moglie, che fortunatamente si è salvata e poi si è suicidato. Destinazione sportiva per l'isola delle Cove, grado progetto triennale. Andiamo a vedere gli altri giornali che sono in edicola quest'oggi. Come vi dicevo, c'è il caso Stati Uniti, è un po' in primo piano nelle prime pagine di tutti i quotidiani. Minneapolis, la frenata di Trump, siamo sul Corriere della Sera. Via Bovino, il leader USA invia lo zar delle frontiere. Il caso degli agenti ICE per Milano Cortina. La decisione dopo le polemiche sulla morte di Pretti, rimosso dall'incarico il comandante dei federali. Oggi lascerà la città. Vediamo ancora Iran, sale la tensione, Roma in allarme, ritirato il personale. Colono minaccia i carabinieri, protesta di Tajani, Israele, convocato l'ambasciatore. Vediamo il maltempo, allarme a Niscemi, la frana è lunga 4 km, davvero una foto impressionante. Sicilia, il paese sospeso sull'orlo del precipizio. A Milano, ucciso da un poliziotto in un controllo antidroga, aveva una pistola a salve. Crans Montana, linea dura del governo con la Svizzera, ora collaborate. Il caso di Anguillara, l'assassino scrive al figlio dal carcere. Vediamo la Repubblica, caso ICE, Trump arretra, avviato ritiro parziale da Minneapolis e affidate le operazioni a Oman, lo zar dei confini. Fontana annuncia gli agenti USA in Lombardia per le Olimpiadi, Piantedosi lo smentisce. I leader d'Europa e la sfida del nuovo ordine mondiale, il commento di Guido Tabellini, poi ancora la russa, bugie americane sui nostri soldati in Afghanistan, carabinieri minacciati dai coloni, protesta dell'Italia con Israele. La memoria è una forma di resistenza, il commento di Michela Ponzani. Alluvioni, Niscemi in ginocchio, dal governo solo briciole. Qui vediamo ancora questa foto terribile. La Stampa, giorno della memoria, paura antisemitismo. Ancora Olimpiadi, agenti ICE già in Italia. Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare da coloni armati. Meloni, inaccettabile, ambasciatore convocato. Milano, ucciso dalla polizia, colpito un 29enne che aveva una pistola a salve. Salvini, sto con le forze dell'ordine. Ancora il Fatto Quotidiano, Niscemi, frana, 1500 evacuati, il governo rilancia il condono. Ancora Olimpiadi, dopo l'ICE, i blindati del Qatar. Piantedosi smentito, ambasciata USA alla milizia a Milano. Il Giornale, Obama premiò l'ICE per 500.000 espulsi. Scontro politico. Le follie dell'ANM su Minneapolis, la toga pro migranti assolve report, la sanzione del garante. Ancora allarme antisemitismo, aggressioni raddoppiate, ma il PD pensa ai Propal.
Libero, giù le mani dalla polizia, sangue a Milano, uno spacciatore marocchino irregolare punta una pistola contro gli agenti che sparano e lo uccidono, il centrodestra tuteliamo chi ci difende, l'opposizione attacca il governo. Il caso sollevato da Libero, Abodi promette Gali non parlerà di Gaza ai giochi, ma il PD non ci sta. Il Sole 24 Ore, rivolta in Minnesota, Trump manda lo zar dei confini, anche qui, e poi oro senza limiti, oltre $5.000. Ancora donna assiderata a Gaza, carabinieri minacciati da un colono israeliano, Tajani convoca l'ambasciatore. Il Domani, ICE, Trump teme il boomerang, i repubblicani divisi sugli omicidi. Cisgiordania, nessuno ferma la violenza dei coloni, 2 carabinieri fatti inginocchiare. Briscola e Padel, i soldi PNRR buttati via, e l'analisi del Domani, dagli studi del cielo stellato al Museo del Prosciutto, tutti i finanziamenti a pioggia, appunto da parte del PNRR. Ma torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, dove appunto vediamo, si analizza la questione Ovovia, poi entreremo proprio nelle pagine interne, ma si dà conto proprio della vasta operazione di ieri, cani antidroga e metal detector davanti alle scuole, studenti controllati a campione a Trieste dopo risse con tirapugni, atti di bullismo e coltelli in aula. Carabinieri, vediamo ieri davanti al liceo Nordio, c'eravamo anche noi ieri proprio davanti a quella scuola, ma abbiamo seguito anche altre operazioni. Allora possiamo forse rivedere il servizio di Gianluca Paladin su questa vasta operazione e questi controlli a campione dopo gli ultimi fatti di cronaca. Vediamo. Controlli a tappeto delle forze dell'ordine fuori dalle scuole di Trieste, ma anche in alcuni punti caldi della città. L'obiettivo dichiarato è il rintraccio di sostanze stupefacenti, ma anche di armi bianche. Forze dell'ordine, insomma, a caccia di coltelli e di droga. Dalle lame introdotte nelle scuole, diversi gli episodi in tutta Italia, anche a Trieste, che hanno visto protagonisti giovani e giovanissimi, alle piazze dello spaccio. È scattato il giro di vite per arginare questi fenomeni in espansione. Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, una maxi operazione che ha visto le forze dell'ordine impegnate per gran parte della mattinata. Un'operazione coordinata dalla Questura di Trieste che ha interessato la zona di Viale 20 Settembre, Piazza Oberdan, Piazza Goldoni, Piazza Garibaldi e in generale la zona di Barriera. I controlli sono scattati anche davanti ai licei Oberdan, Nordio, dove siamo adesso, e Sandrinelli. Utilizzati anche i metal detector che hanno dato esito negativo, coinvolta anche la polizia locale con l'ausilio del cane Conan, che ha passato al setaccio il giardino pubblico dei Tommasini in via Giulia. Ma è in Piazza Goldoni dove è stata trovata la droga, proprio dietro a quel muro che a breve verrà abbattuto per far spazio alla nuova configurazione della piazza, votata a garantire anche una maggiore visibilità per garantire la sicurezza pubblica. L'operazione di oggi non è altro che la prima di una serie per continuare a monitorare la situazione e prevenire gravi episodi, quali soprattutto l'introduzione di coltelli a scuola e il loro utilizzo in centro e in periferia da parte di giovani e maranza. Un dispositivo che verrà poi esposto nel corso dell'incontro previsto mercoledì in prefettura per analizzare il fenomeno dello spaccio di droga in città, ma come detto appunto focus anche sul porto di coltelli sia nelle scuole che nelle zone più a rischio per episodi di rissa e violenza in generale. Anche questo un fenomeno che non conosce sosta. Allora, questa è l'operazione di ieri, continuiamo tra le pagine del piccolo, siamo alla cronaca di Trieste, si parla, come abbiamo visto in prima pagina, di Ovovia, tra costi e ricorsi, l'alternativa orizzontale in attesa delle sentenze. Si valuta di partire solo col tracciato in Portovecchio per aggirare il no del TAR. Quadro economico da aggiornare, non bastano i 62 milioni del preventivo 2023 tra Molo Quarto e il Bovedo. Qui vediamo la zona appunto della linea Bovedo-Portovecchio, il tracciato orizzontale della cabinovia. Questa è una delle ipotesi appunto che si sta affrontando. La questione dei fondi del MIT da anticipare sarà affrontata con Matteo Salvini nella prossima visita in città
il 10 febbraio, giorno del ricordo. Oggi invece ricordo a tutti che è la giornata della memoria, quindi noi trasmetteremo tutta la cerimonia in diretta dalla risiera di San Sabba a partire dalle 11, ma saremo in diretta proprio senza soluzione di continuità in tutta la trasmissione appunto di Sveglia Trieste. Subito dopo avremo già i collegamenti con la risiera per vedere insomma l'arrivo delle autorità e tutte le persone che vorranno partecipare alla cerimonia. La questione dei fondi, dicevamo, della cabinovia, l'idea di rimandare la risalita sul Bosco Bovedo non prevista dal PRG è tuttora oggetto di contenziosi al Consiglio di Stato. Il percorso che attraversa l'antico scalo è già dotato di permessi, sarebbe anche meno costoso. Vediamo il contestato impianto a fune, il dibattito politico, cioè questo approfondimento del piccolo. Il Consiglio torna in aula tra finanziaria e scontri sulla sezione in sloveno. Prima seduta del 26, tutta dedicata agli ordini del giorno, al bilancio, botta e risposta tra opposizione e maggioranza sul nido di San Giovanni. Il centro-sinistra attacca muro ideologico della destra. Replica di Polacco, no a logiche di bandiera. Ne parleremo poi con i nostri ospiti. Cani antidroga e metal detector, qui vediamo appunto la notizia all'interno del giornale, quella che abbiamo appena visto nel nostro servizio con tutte le operazioni anche in piazza Garibaldi, in piazza Goldoni, eccetera. Andiamo avanti, Deganutti libero dopo 14 anni in cella, motivi di salute, ospitato in una RSA. Il 69enne, sedicente capo del POT, scarcerato da inizio gennaio, pene residue congelate fino al 2027, famoso per le sue azioni plateali dalla pistola a giocattolo contro Andreotti alle lettere al finto antrace. Condannato per minacce all'autorità, ha procurato allarme, missive minatorie. Quasi metà della sua vita l'ha trascorsa in cella, sulla pelle ha più di 400 tatuaggi. Case per la partner con i soldi delle ditte, a processo impresario edile e compagna, l'altro filone dell'inchiesta per fatture false. Pneumatici sul web, un falso rivenditore gli sottrae 250 euro, 2 complici accusati di truffa. Scomparsa da una settimana, ricerche da Grado al Friuli, nessuna traccia di Donatella Malisa, l'ultima cella telefonica agganciata sull'isola appunto di Grado, segnalazioni anche dall'area udinese e dalla destra, tagliamento ma senza esito purtroppo ancora. Addio a Paolo Cendon, un'intera vita da giurista dalla parte dei più fragili. Qui vediamo una foto, è morto ieri a 85 anni, il professore di diritto ispirato da Franco Basaglia, le leggi sull'amministratore di sostegno e sul danno esistenziale. Ancora il lutto, il 27enne triestino Luca Grieco, giovedì la messa in memoria di Luca Grieco, celebrazione nella chiesa di Piazzale Rosmini per ricordare il 27enne deceduto in moto un anno fa nell'incidente in via Coroneo. E in viale Miramare c'è stato invece ieri uno scontro autoscooter davanti ai Topolini. Vediamo nel laboratorio dell'artista e parrucchiere Ecco Couture, la 14ª statua in sella alla bici del ben autore di Ressele del Pinguino Marco, sarà alta 1,70. Qui vediamo appunto alcune delle opere, questa è l'opera Ecco Couture, appunto sarà questa l'opera dedicata al ciclista, il suo Nazario Sauro. Qui vediamo appunto nel riquadro. Risiera si celebra la memoria, evitare simboli divisivi. Questo l'appello, allora ingresso libero fino a un massimo di 2200 persone. Oggi alle 11 l'annuale cerimonia nell'ex campo di concentramento nazista, la raccomandazione del comune e i timori per eventuali iniziative pro-PAL. Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz e apparve l'orrore quel giorno di 81 anni fa, mentre l'esercito sovietico entrava nel campo di concentramento polacco, il lager triestino della risiera di San Sabba era ancora in piena attività. Trieste dovrà aspettare diverso tempo prima di uscire dall'incubo della Seconda Guerra Mondiale. La risiera di San Sabba resta, a 81 anni di distanza dalla liberazione di Auschwitz, il simbolo della follia nazista sul suolo italiano. Ecco perché resta il vero luogo della memoria
nel giorno della sua celebrazione. Oggi, con inizio alle 11, si terrà a Trieste, come ogni anno, la cerimonia commemorativa a cura del Comune nel cortile interno del Museo e Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba, e noi trasmetteremo appunto in diretta la cerimonia. Lo Stato di diritto e la dignità umana, l'insegnamento di questo giorno e l'approfondimento, l'intervento di Ezio Perillo, sempre sul Piccolo, tra le pagine del Piccolo. Vediamo anche una pietra d'inciampo nel centro di Duino, ricorda Teresa Tomšić, posizionata di fronte al castello. Partiti i lavori nel Rosandra, sicurezza anche ecologica, stop alle esondazioni con l'intervento da 60.000 euro nel tratto dietro Bagnoli. Il vice sindaco Savron: sarà preservata l'integrità della riserva naturale. Ci spostiamo negli approfondimenti regionali. Farmacie e servizi in aumento, pronto a partire un monitoraggio degli 80.000 pazienti diabetici. L'influenza torna a crescere, tanti ricoverati gravi, numeri in aumento in regione. Qui vediamo un monitoraggio regionale. Nuovo bando rafforzato per il bonus psicologo, stanziati 700.000 euro. Ne parleremo fra poco, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città e se ci sono anche delle novità appunto sulla celebrazione della giornata della memoria. Abbiamo al telefono l'agente scelto Fabrizio Morello. Buongiorno. Buongiorno per studio a tutti i telespettatori. Buongiorno. Inizio dicendo che la viabilità in questo momento è molto scarsa, la città ancora si sta svegliando. Per quanto riguarda invece il giorno della memoria, mi ricollego alle sue parole dicendo che tutto inizierà alle ore 9 da via Coroneo con la deposizione della corona e intorno alle 9:30 inizierà una marcia silenziosa che dal Coroneo porterà alla stazione centrale. Infine poi tutta la manifestazione si sposterà intorno alle ore 11 presso la Risiera di San Sabba per la solenne cerimonia di commemorazione. Naturalmente saranno presenti tutte le nostre pattuglie per viabilità, saranno anche pattuglie di altre forze di polizia perché solitamente ci sono altre problematiche, ma in teoria dovrebbe andare tutto bene come ogni anno. Per quanto riguarda invece la viabilità, vi ricordo che continuano gli ammodernamenti dei semafori in città e oggi si svolgeranno dalle 9 alle 13 in Viale D'Annunzio Largo Mioni e dalle 14 alle 18 in via Rossetti, Viale 20 Settembre Gatteri. Sempre le nostre pattuglie presenti sul posto al momento dello spegnimento per la viabilità. Inoltre verranno anche spenti questa mattina dalle 8:30 alle 12 il semaforo in fiamme gialle via Carli, via della Rampa per lo svolgimento di lavori a Cegas, anche lì presenti per viabilità. Poi non abbiamo altre eventi o manifestazioni che possono influire sulla viabilità triestina. L'unica cosa che vi ricordo sono i lavori a San Giusto che continuano con i cambi principali, il divieto di transito in via San Giusto, la via Capitolina al doppio senso di marcia, oltre agli innumerevoli divieti di sosta e fermate temporanei per lo svolgimento dei lavori, per cui bisogna fare sempre attenzione. Questo è tutto. Grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che a tutti i suoi colleghi. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro anche a voi. Buona giornata. Allora, vi dicevo, leggendo appunto le pagine interne del Piccolo, le pagine della cronaca, che è uscito il nuovo bando rafforzato per il bonus psicologo, stanziati 700.000 euro. Cresce la quota riconosciuta ai professionisti, invariata la spesa per le famiglie. Nel 2025 quasi 3.000 richieste presentate ad Ardis, 2.506 sono state accolte. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Nasce nel periodo del Covid e si mantiene negli anni perché trova adesione e richiesta. Viene riproposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia come strumento che affianca i servizi socioassistenziali nell'accompagnare i giovani in un percorso in grado di risolvere problemi legati al proprio malessere interiore, con riflessi poi sulla società e il mondo della scuola. Parliamo del bonus psicologo, misura nata in seno a una proposta dei Fratelli d'Italia, coltivata e fatta crescere dall'assessore Alessia Rosolenne e dagli uffici regionali, ripresentata anche nel 2026, mantenendo il proprio carattere
carattere di affiancamento e non imposizione. Tiene conto ovviamente di attenzione nei confronti dei ragazzi sotto la supervisione delle famiglie, di un percorso che non si sovrappone ovviamente a quello che invece puntualmente su eventuali necessità più puntuali deve essere fatto dai servizi socioassistenziali presenti sul territorio. Noi stiamo ampliando in maniera importante la platea e devo dire che la soddisfazione più grande è l'ampliamento del numero delle richieste e soprattutto il gradimento, ripeto, di qualche cosa che non viene imposto ma viene lasciato alla libertà delle famiglie e alle esigenze dei ragazzi. Le domande per accedere al contributo sono da inoltrare online. I giovani hanno bisogno di adulti di riferimento che riescano a tradurre un po' il loro linguaggio, perché anche quello della violenza, seppur poco funzionale, è un modo di comunicare. I social diventano un po' una vetrina, per cui tendono ad amplificare quello che i giovani portano e i giovani, pur di appartenere, in qualche modo si aggregano ai gruppi, e sia che questi portino finalità buone, sia che abbiano obiettivi diversi, anche meno qualificanti e più pericolosi, ma pur di appartenere a volte i giovani si identificano in questo. Allora, queste le notizie appunto per quanto riguarda il nuovo bando che potrà contare su 700.000 euro quest'anno, ma c'è anche il caso sulla sanità in generale, il piano oncologico in particolare. Sale lo scontro scintille fra Riccardi e Cisint. Ne abbiamo parlato anche noi intervistando proprio l'assessore Riccardi all'uscita da una manifestazione riguardante una nuova dotazione dell'ospedale di Gorizia. Abbiamo parlato appunto di questa polemica perché si è alzata la temperatura appunto nel centrodestra sul piano oncologico, in particolare con un duro botta e risposta tra l'assessore Riccardi e l'eurodeputata Cisint dopo l'iniziativa della Lega di chiedere la revisione di alcune decisioni. Il PD, che aveva parlato di un Riccardi commissariato da Cisint, Riccardi ha replicato anche usando in qualche modo l'ironia. Allora sentiamolo. Ho sentito e letto che il Partito Democratico ha detto che io sarei commissariato dall'onorevole Cisint. Ve la ricordate Giorgia Meloni quando risponde a Deborah Serracchiani? Onorevole Serracchiani, ma le pare che io possa essere dietro agli uomini? Mi vede? Ecco, ma a voi pare che io possa essere commissariato dall'onorevole Cisint? Per nulla preoccupato per lo scontro politico esterno ma anche interno alla maggioranza sulla sanità regionale, l'assessore Riccardi usa l'ironia per replicare in un colpo solo all'eurodeputata, a capo del tavolo tecnico leghista sullo spinoso tema leggi, piano oncologico e riorganizzazione ospedaliere, e alla segretaria regionale del Partito Democratico Conti, che aveva parlato appunto di commissariamento di Riccardi da parte dell'ex sindaco di Monfalcone. E in merito ai temi di riforma che sta portando avanti da assessore, si dice pienamente convinto della strada intrapresa insieme alla maggioranza di governo. Io non mi sento sotto attacco, anche perché io sto portando avanti le cose che la maggioranza ha deciso. La rete oncologica regionale non è mica fatta da solo, c'è stato un lavoro, c'è stata una discussione molto, come giusto che sia, approfondita all'interno della maggioranza. La maggioranza ha trovato un modo per comporre questa scelta importante che era stata in qualche modo tentata nel corso degli anni. Siamo arrivati a un risultato e direi che la notizia politica è che il PD si è diviso su questa cosa, per cui io non capisco molte tensioni, non capisco, poi che bisogna parlare delle cose, bisogna sempre parlare, dico. Allora, ancora spazio alle notizie internazionali, l'abbiamo già visto un po' in tutti i quotidiani. Trump assediato, adesso valuta il ritiro dell'ICE da Minneapolis. Allo zar dei confini il comando delle operazioni in città. Il pressing sulla Casa Bianca arriva anche dai repubblicani. Vediamo giallo sugli agenti alle Olimpiadi, il ministro dice non saranno in Italia, qualche giornale invece dà la notizia come certa, l'abbiamo già visto appunto
appunto nella rassegna stampa. Il governatore Fontana parla dell'AIS al seguito di Vance e Rubio, poi la rettifica. Tra arrestare una persona armata e ucciderla c'è una bella differenza. Contro gli abusi dell'AIS prende posizione Tajani e dalle sue parole emerge l'imbarazzo del governo italiano di fronte al principale tema di scontro negli Stati Uniti, diventato materia scottante anche in Italia proprio per la presenza delle Olimpiadi. Il filmmaker: ci hanno bloccato, abbiamo rischiato l'arresto. Daniele Babbo, friulano di Pasiano, si trova a Minneapolis. Vediamo carabinieri minacciati invece da un colono israeliano. La protesta dell'Italia, ira di Meloni, inaccettabile. Il retroscena, Tel Aviv informata sui piani USA per l'Iran. E il commento: una palestra per i muscoli di The Donald di Renzo Guolo, che trovate oggi sul Piccolo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta, 7:34 del mattino. Allora vi ricordo ancora una volta che subito dopo la fine della trasmissione alle 10 andremo avanti con la nostra diretta fino alla trasmissione in diretta proprio della cerimonia dalla Risiera di San Sabba per la giornata della memoria alle 11, quindi saremo insieme tutta la mattina. Vi ricordo invece che prima nella nostra trasmissione consueta ci saranno ospiti Alberto Pasino della lista Russo.Franco e Andrea Giovannini di Forza Italia. Andiamo ancora una volta a leggere il giornale, torniamo a Muggia dove c'è la polemica sulla foto che vi abbiamo fatto vedere anche noi l'altro giorno, inviateci dal sindaco Paolo Polidori. Il bus in avaria, propaganda per promuovere il raddoppio sulla galleria di Muggia, il gag replica a Polidori dopo il caso dell'autobus del TPL in avaria sabato scorso nella galleria Nazario Sauro, che ha tagliato in due Muggia per quasi mezz'ora. Il sindaco Polidori ha ancora una volta evidenziato con forza la pericolosità di questo budello a senso unico. Sulla questione interviene Piero Metullio, portavoce assieme a Sergio Norbedo del GAG, acronimo di Gruppo Alternative Galleria. Assistiamo ormai da anni, così Metullio, a speculazioni e spot propagandistici messi in atto dal sindaco per qualsiasi cosa succeda intorno alla galleria. Insomma, infuria la polemica. Per alleggerire un po' l'atmosfera della giornata abbiamo parlato anche noi ieri della Bavisela di Carnevale, trasport e solidarietà. Appuntamento domenica 8 febbraio di corsa lungo le vie del centro, città in maschera per celebrare il Carnevale. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Nel mondo podistico triestino il conto alla rovescia verso il ritorno della maratona, prevista a maggio per la 30ª edizione della Bavisela, passa anche dal ritmo leggero e colorato della Bavisela di Carnevale. Domenica 8 febbraio il centro città si trasforma in un percorso festoso e solidale, dove sport e spirito carnevalesco si intrecciano in un evento aperto a tutte le età. La manifestazione promossa da PD Miramar e Trieste Atletica, assieme al Comune di Trieste, unisce movimento e attenzione sociale. €1 per ogni iscrizione sarà destinato alla Fondazione Burlo Garofalo. Partenza e arrivo in Piazza Unità d'Italia con un tracciato di circa 4 km tra Rive, Borgo Teresiano e Viale 20 Settembre, pensato per essere accessibile e inclusivo. L'annuncio ufficiale sarà affidato al Re e alla Regina del Carnevale 2026, mentre a metà percorso è previsto un punto ristoro. Ormai è un evento tradizionale del cittadino, un bellissimo evento. La Bavisela di Carnevale va a dare l'avvio al periodo carnevalesco, quindi avremo anche l'apertura stessa del Carnevale alle 11:30, ma prima ci sarà questa bellissima passeggiata in maschera inclusiva, quindi famiglie, bambini, bambine, passeggini, che è un modo per fare sport ma vivere anche in salute e divertendosi. Musica, costumi e gruppi ritmici accompagneranno la camminata, arricchita da premi offerti da realtà del territorio. Le iscrizioni si effettuano anche nei giorni precedenti al centro commerciale Il Giulia e la mattina stessa dell'evento con un gadget per i primi 500 partecipanti. Bavisela di Carnevale che vi aspetta l'8 di febbraio in Piazza Unità, 4,5 km di divertimento assoluto. Si cammina, si corre e ci si diverte in maschera. Grandissime novità su maggio perché quest'anno sono i 30 anni della Bavisela,
quindi un compleanno non da poco, e per festeggiare questo compleanno c'è il grandissimo ritorno della maratona, una maratona che manca in città, manca nel Friuli Venezia Giulia da tanto, era attesa. Noi la stiamo pianificando al meglio per cercare di dare, come sempre, delle esperienze e delle emozioni uniche ai triestini, agli italiani in generale, ma anche a tutti gli stranieri che ormai da anni vengono e partecipano alla nostra Trieste Spring Run. Allora, torniamo sul piccolo, andiamo a vedere le notizie dai Balcani. Il blocco dei tir ai confini con l'Unione Europea danneggiati dai controlli digitali, scrive il quotidiano locale. Poi ancora referendum, la CEI in campo, autonomia per i giudici. Il CDM stanzia 100 milioni per arginare i danni di Harry il maltempo. Insomma, Meloni si espone sui social, lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori, i fondi serviranno per far fronte alle prime spese per interventi essenziali. E qui vediamo la frana che si è abbattuta su Niscemi in Sicilia. Gli USA nella morsa del gelo ci sono almeno 18 vittime, cancellata la maximulta inflitta dal garante a Report, il conduttore qui vediamo Sigfrido Ranucci. Verso Milano Cortina 2026, Cadore, Nuova Strada e Galleria, inaugurate le varianti di Tai e Valle. Ancora, sempre per quanto riguarda le Olimpiadi, emozione Fiaccola a Cortina, ritorno 70 anni dopo. Giovane punta un'arma a salve a Milano, poliziotto gli spara e lo uccide, l'abbiamo già visto anche sugli altri giornali. La perizia sull'infermiera quando seppellì i figli, Chiara Petrolini era capace di intendere e volere. I giudici con Signorini, Corona verso il ricorso, stop alla pubblicazione di Falsissimo. Se la Svizzera collabora, l'ambasciatore Cornado potrà rientrare a Berna, l'ira di Roma per Crans-Montana. La villetta dei suoceri posta sotto sequestro, il caso del femminicidio di Federica in Lazio. Scarcerato il manager russo, Trieste nega l'estradizione, il legame con la guerra in Ucraina. Boris Sakun era stato arrestato a luglio a Porto Piccolo, la Corte d'Appello, diritti umani non garantiti. Il 61enne accusato in patria di una maxi frode, 55 milioni di euro intascati per un tratto autostradale mai eseguito. Gemona, l'addio a Venier, rose bianche dalla madre, rea confessa dell'omicidio. La sepoltura a 6 mesi dal delitto, per il quale sono in carcere la mamma Lorena e la compagna Maylin, assente ieri alla cerimonia. Allora, Trieste prepara la statua numero 14, sarà quella di Cottur, l'abbiamo visto anche nell'edizione triestina, qui siamo sull'edizione appunto goriziana isontina. L'economia, il nord-est scommette su nuovi aerei Ryanair, regole uguali per tutti. La compagnia annuncia 300 aeromobili, farà la differenza l'assenza della tassa di imbarco. Bozzolo della Save, con il quarto vettore la crescita c'è già, Marano di Trieste Airport, ci speriamo. Friuli nel capitale di Pintaudi, l'obiettivo nuovi prodotti bio, lo racconta Riccardo Illi. L'azienda triestina fa parte del polo del gusto appunto di Riccardo Illi. Ancora la crescita è ferma al palo, l'oro sfonda quota 5.000, la congiuntura economica. Questa è la notizia appunto della pagina economica. Vediamo qui a Gorizia, Gorizia e Nuova Gorizia, sempre più città unica, pianificazione congiunta, appuntamenti transfrontalieri da gusti al Festival del Folklore. La capitale un anno dopo, domenica 8 febbraio, poesia, musica e mostre per celebrare la svolta. Strutture sanitarie da migliorare, Asugi investe oltre 6,3 milioni, il patrimonio dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, c'è tutto l'elenco delle manutenzioni negli ospedali di Gorizia e Monfalcone per le annualità 26 e 27. E intanto ieri la novità, sono state inaugurate 2 stanze di degenza internistica al San Giovanni di Dio di Gorizia, sono state realizzate grazie al contributo del Rotary. L'assessore Riccardi ha detto non è in corso un processo di tagli, bensì
di trasformazione. Ne abbiamo parlato anche noi nel telegiornale di ieri con queste 2 nuove stanze appunto dedicate in particolare ai pazienti fragili a rischio di disorientamento. Vediamo. Il disorientamento nei pazienti internistici è un disturbo più frequente di quello che si pensa. Può toccare punte del 20% e manifestarsi sotto forma di delirium. Per restituire dignità a questi pazienti molto fragili, l'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia si è dotato di 2 stanze di degenza attrezzate presso la struttura di medicina interna diretta dal dottor Fiammengo. Il delirium è una condizione in cui il paziente perde rapporto con la realtà, sviluppa un disorientamento spazio-temporale, può diventare oppositivo, rifiuta le terapie, può togliersi i device, può cercare di uscire dall'ospedale. Le uniche situazioni che hanno dimostrato essere efficaci sono soprattutto quelle di riorientare il paziente. Si tratta di stanze con presidi multimediali che consentono di orientare costantemente il paziente, ricavate proprio accanto alla sala infermieristica, progetto realizzato grazie al contributo di quasi 20.000 euro del Rotary Club di Gorizia. Abbiamo pensato a fare un service quest'anno molto vicino alla città e quindi è stato scelto come destinatario l'ospedale di Gorizia ed è stato scelto anche di aiutare chi soffre ancora di più, chi è in questa situazione disadattata, problematica, e quindi di agevolare e aiutare questo nuovo esperimento che c'era stato proposto dal dottor Fiammengo. Il progetto mira a utilizzare dei sistemi multimediali che consentono di intervenire nell'orientamento del paziente, come la diffusione di segnali, messaggi sonori con una voce umanizzata che a intervallo regolare comunica dove si trova il paziente, che ore sono, che data è, che giornata è, qual è la fase della routine ospedaliera, e altri momenti in cui viene proiettato, viene diffuso il notiziario per collegare alla realtà il paziente, altri momenti in cui possiamo utilizzare anche tracce musicali con la finalità di rilassare il paziente. Allora, torniamo sulle pagine del Piccolo nell'edizione esontina. Qui siamo a Monfalcone, tavolo comune Fincantieri, il patto atteso entro febbraio, la mediazione di Fedriga tra Fasane e Folgero, mail e telefonate in vista dell'incontro per un'intesa, il superamento appunto dei fatidici 80 giorni, un perimetro temporale suggestivo fissato da Jules Verne a fine Ottocento per circumnavigare il globo. Aveva spinto giovedì la deputata del PD Deborah Serracchiani a chiedere che Fedriga batta un colpo e collabori a comporre la frattura scavata da Cisint tra il Comune e le altre istituzioni. Così comincia l'articolo appunto di Tiziana Carpinelli sulla questione del rapporto tra Comune e Fincantieri. Accoltellò la ex, poi si tolse la vita, nulla osta alla sepoltura di Utili. L'autopsia disposta dalla procura conferma che si è suicidato dopo aver aggredito e ferito la donna. Il corpo sarà cremato, la sua morte chiuderà il fascicolo per tentato femminicidio. Addio a Gian Altan, storico insegnante in prima linea per gli scout, il funerale domani a San Giuseppe. Qui vediamo in una foto recente attorniato dalla famiglia. DSP, volontario in piazza, il Comune si prepara al GECT del Carso, il progetto della nuova Pertini, la nuova scuola, in regalo per i suoi 35 anni, scusate, la biblioteca di Ronchi, dei Legionari, siamo a Ronchi e non a Monfalcone. Allora, andiamo nelle pagine della cultura, abbiamo visto in prima pagina, si parla naturalmente della giornata della memoria, c'è tutto un approfondimento di Zeno Saracino sui luoghi dell'orrore, la mappa della repressione, prigionieri stipati al Silos, non solo la Risiera, altri luoghi a Trieste parlano di violenze naziste. Vediamo appunto delineando questa geografia della violenza che affianca a volte, specie con l'uso del lavoro forzato, si sovrappone col sistema difensivo nazista. Si incontrano in primo luogo le carceri del Coroneo
allora in via Nizza e dei Gesuiti in via del Collegio a fianco della chiesa di Santa Maria Maggiore. La necessità di spazi sempre più grandi comportò poi già nell'autunno del 43 l'utilizzo del vecchio deposito Silos, quest'ultimo situato a fianco della stazione ferroviaria centrale. Fu trasformato in un campo di raccolta dove rinchiudere prigionieri militari italiani e gli arrestati in generale durante le operazioni antipartigiane di quei mesi, a partire poi dal dicembre 43, quando avvenne il transito del primo convoglio di internati di origine ebraica, 7 dicembre, direttamente verso Auschwitz. Il Silos ridiventò luogo di passaggio per i deportati verso i lager. Appena nei primi mesi del 44 l'ex Pileria per il Riso iniziò a essere utilizzata quale campo di concentramento. Si configurano in questo contesto due evidenti paradossi, scrive Saracino. La risiera rappresenta il periodo dell'Ozak, ma nel contempo lo limita alle alte mura di Boico, nascondendo alla coscienza triestina in una periferia l'attivo ruolo della città. Il Silos invece, nonostante sia un monumento pregno di storia del Novecento e dell'Ottocento, viene considerato solo quale insieme di mura e cancelli, una struttura da riqualificare nel senso più crudo del termine. Questa è la riflessione, insomma, che fa lo storico che abbiamo intervistato tante volte anche noi, Zero Saracino, appunto sul piccolo di oggi, proprio in occasione delle celebrazioni della giornata della memoria. La testimonianza Maieron e la vita nel lager, il racconto dell'abisso nato nella cucina di casa, i ricordi della prigionia riaffiorati dopo lungo silenzio, raccolti dal figlio nel libro I miei giorni a Dachau. Qui vediamo appunto il libro, l'iniziativa editoriale. Si parla sul piccolo quest'oggi anche delle canzoni di Sanremo, verso il festival, le pagelle, tanto amore, poche sorprese, l'attualità resta fuori dai testi, prevalgono i temi sentimentali, introspettivi, piace dito nella piaga, Fedez e Masini si confermano favoriti, occhio a Brancale, 30 le canzoni in gara, Carlo Conti parla di grande varietà di generi, ma restano perplessità sulla qualità delle proposte. La scelta è stata difficile, cerchiamo di intercettare i gusti del pubblico. Qui vediamo anche la fiction Mediaset, la triestina Anna Godina con Pecci e Valle nel cast di Una vita nuova. Complimenti insomma all'attrice triestina. Vediamo ancora la edizione sempre di Gorizia Monfalcone del piccolo di oggi. Blackout al centro per animali selvatici di Fossalon e i rettili rischiano di morire di freddo, l'abbiamo già visto in prima pagina. Fuori uso al mattino le pompe di calore e le lampade uva che riproducono un ambiente ideale per serpenti e iguane. Ci si occupa davvero di tutti gli animali più disparati, insomma, in questa oasi di ricovero. Pazienti in coda fuori dall'ambulatorio a San Pier di Sonzo, in arrivo un gazebo riscaldato. A Turiaco 2 posti in palio per i disoccupati con i cantieri di lavoro. E poi si parla anche del concerto per Versa. C'è stato anche un saluto in video di Red Canzian. Il bassista dei Pooh ha voluto far sentire la propria vicinanza alla popolazione colpita dall'alluvione durante la serata musicale con 2 band per la raccolta di fondi. Allora, ancora andiamo avanti nella lettura del giornale. Manca il medico, dobbiamo andare nei paesi vicini, a San Lorenzo Isontino, e poi giornata della memoria. Ecco tutte le iniziative anche a Cormons. Naturalmente ci sono iniziative in tutta la regione, in tutte le città e i paesi della regione. Noi naturalmente trasmetteremo in diretta la cerimonia, come vi dicevo già prima, la cerimonia della risiera di San Sabba a partire dalle 11, ma saremo già in diretta subito dopo appunto la fine della trasmissione. Continueremo la diretta per avvicinarci appunto alla celebrazione proprio della giornata della memoria. Noi ieri abbiamo realizzato anche un servizio su tutte le disposizioni, magari lo possiamo far rivedere, a cura di Marco Stabile, per capire quante persone potranno entrare
all'interno della risiera, c'è un limite dettato naturalmente dalle norme di sicurezza. Allora rivediamo insieme il servizio. Tele4 trasmetterà in diretta, come da tradizione, la cerimonia per il Giorno della Memoria alla Risiera di San Sabba. Al termine di Sveglia Trieste la programmazione procederà in continuità grazie ai nostri inviati sul posto con, alle ore 11, l'inizio delle celebrazioni e dei discorsi in quello che è stato l'unico campo di sterminio nazista in Italia. L'organizzazione è in capo al Comune di Trieste. L'ingresso per il pubblico è libero fino a esaurimento dei posti disponibili per ottimizzare la gestione degli ingressi del pubblico e delle autorità nel rispetto delle normative di sicurezza relative a emergenza e evacuazione. All'interno del complesso monumentale sono ammesse al massimo 2.200 persone. Il pubblico potrà accedere alla risiera a partire dalle 10:30 dall'ingresso principale di via Palatucci, corridoio monumentale, entrando liberamente fino a capienza massima esaurita. Raggiunta questa, altre persone potranno entrare solo a fronte di altrettante uscite. Le autorità, la stampa e tutti i membri attivi della cerimonia saranno muniti di speciale accredito rilasciato dall'ufficio del gabinetto del sindaco e avranno accesso da Piazzale De Simone, sala delle commemorazioni. Durante la cerimonia il pubblico potrà accedere solo al cortile, gli altri spazi monumentali e museali saranno riaperti a cerimonia finita. L'attività ordinaria del museo e del monumento riprenderà indicativamente a partire dalle 13. Queste quindi le disposizioni per la giornata di oggi, ma restate naturalmente con noi per seguire in diretta tutte le fasi della cerimonia. Abbiamo sentito anche la pre-cerimonia, diciamo la deposizione della corona al carcere del Coroneo e poi la camminata fino alla stazione e poi l'arrivo appunto in risiera per celebrare la giornata della memoria. Da Trieste prima traiamo un'altra notizia purtroppo molto triste: il tumore, le cure e la lotta della famiglia. Veronica non ce l'ha fatta. Veronica Abrami, giovane triestina, è deceduta nei giorni scorsi. Il fratello Andrea aveva lanciato una raccolta fondi per permettere alla sorella di sottoporsi a sedute di cure sperimentali in un centro di Padova. Qui vediamo la ragazza che era anche molto conosciuta negli ambienti del pattinaggio, perché era pattinatrice e allenatrice appunto di pattinaggio, e abbiamo raccolto appunto una testimonianza di una persona che l'ha conosciuta molto bene. Allora risentiamola e rivediamola nel servizio di Gianluca Paladini. Accolta la notizia, anche se tante volte tu puoi essere preparata ma non sei mai preparata. Un vuoto incolmabile che lascia senza parole chi la conosceva e le voleva bene, un atleta, un insegnante di pattinaggio artistico, ma soprattutto una bellissima persona, affidabile e generosa. Così Giovanni D'Agostino, presidente del pattinaggio artistico triestino di via Costalunga, ricorda Veronica Abrami, triestina di 35 anni, scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia contro la quale ha lottato per 3 anni. Sotto questo tendone Veronica era un vero punto di riferimento per i propri allievi e per la società. Quando è l'ultima volta che l'ha vista? 2 mesi fa, perché ha fatto l'ultimo allenamento, perché lei era andata a fare una visita a Padova, non l'hanno incominciato a fare più le chemio, facevano tanti tipi di visite, di robe, era tutto, non so come dirti, capisci, però per noi è veramente una perdita. Impegnati con lo sport, poi anche lei lavorava, pure anche era diciamo, dipendente in quel tribunale, ha laureato, ha fatto anche la laurea, cioè una ragazza con niente capricci. A lei, quando stava male, voleva anche venire, perché sennò lei sarebbe stata qua tutti i giorni. La storia di Veronica ha fatto breccia nei cuori dei triestini e non solo. La sua vicenda ha fatto il giro del web. Colpita 3 anni fa da un tumore al cervello, fra quelli più aggressivi, la giovane triestina ha lottato con forza per andare avanti nonostante tutto. Familiari e amici avevano istituito una raccolta fondi per sostenere le cure costose, anche quelle sperimentali, tenendo viva la speranza. Tantissimi avevano risposto all'appello. La famiglia era riuscita a raccogliere così 60.000 euro per le cure. Purtroppo ciò non è servito e la 35enne, visitata al Cro di Aviano, a Udine e al centro medico Serena di Padova, si è spenta dopo un periodo di ricovero alla Pineta del Carso. Che cosa le mancherà di più di Veronica? L'allenatrice, la sua voglia, la sua presenza, perché oggi sono tutti gli allenatori che sono giovani e una volta hanno la festa, una volta devono studiare, una volta hanno l'università.
può essere una scusa, può essere, invece lei no, anche quando che studiava, non era un problema, andava a casa e studiava, di qua andava su ad altura a giocare, dopo andava a casa a studiare per fare le lauree, sempre a posto, è sempre presente. Allora, queste le parole appunto del anche lui allenatore, presidente del pattinaggio. Ci scrive Manuel: buongiorno, in occasione della giornata della memoria desidero ricordare tutte le vittime dell'Olocausto, in particolare vorrei soffermarmi su una vicenda forse poco nota, cioè il genocidio di 500.000 Rom e Sinti compiuto dalle autorità nazifasciste. Questo è il ricordo appunto di Manuel. C'è anche naturalmente questa grande tragedia, in tutta la tragedia dell'Olocausto, della Shoah. Allora, andiamo ancora a vedere le notizie internazionali, torniamo sul Corriere della Sera, via Bovino e i suoi agenti, Minneapolis svolta di Trump, Donald manda il fedele Homan al posto della ministra Noem per dirigere le operazioni, Bondi e l'ombra lunga del ricatto elettorale, dateci i dati di chi vota e ritireremo l'ICE, lo storico Kagan, Donald non può rischiare una sconfitta, quindi per opportunità politica, insomma, questa mossa. Ecco il popolo che fischia per la libertà, loro si definiscono osservatori, sono i volontari che incitano alla rivolta antifederali di strada in strada, il fronte anti-ICE e il malcontento economico, le polemiche sui fondi record, la rabbia è diretta soprattutto verso gli agenti federali, che siano di ICE o del Border Patrol, e c'è anche dell'altro una frustrazione economica che si somma all'indignazione per le uccisioni di Alex Pretti e René Good. Allora, la pistola alla reazione dei federali, quelle versioni smentite dai fatti, dopo i video Bovino ha provato a correggersi, la ministra Noem ha continuato a mentire. Quindi vediamo il fotogramma insomma più impressionante, il momento in cui Alex Pretti viene ucciso nel filmato diffuso dai media statunitensi. Groenlandia rivendicata dagli USA, boicottiamo i mondiali di calcio, i danesi ci pensano, i tedeschi quasi. L'idea avanzata anche in Svezia, ma in Germania la proposta solleva dubbi. Vediamo ai giochi anche gli agenti dell'ICE, servizio di sicurezza per gli Stati Uniti. L'ambasciata, dopo le parole di Fontana e le polemiche, Sala non li voglio nella nostra città. Quando un paese straniero può inviare uomini di scorta, l'uso delle armi è consentito, serve l'ok della Farnesina, il coordinamento con polizia e 007. Qui ci sono le 8 domande e risposte che come di consueto il Corriere offre per chiarire un po' la situazione. Primo piano, giustizia, nuovo scontro, la NM cita il Minnesota, Nordio commento infame, il post di Maruotti poi cancellato con le scuse, i comitati del sì attaccano, questo quindi lo scontro sulla giustizia. Ma dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, fra poco sarà con noi il consigliere comunale della lista Russo.Franco, Alberto Pasino. Rieccoci in diretta, 8:05 del mattino, diamo subito il buongiorno ad Alberto Pasino, lista Russo.Franco, consigliere comunale. Buongiorno, ben arrivato con una bellissima rosa bianca sulla sua giacca e le chiedo subito come mai, insomma, intanto, grazie dell'invito. Scelta. Grazie dell'invito. Beh, vedete, oggi è il 27 di gennaio, è il giorno del ricordo. Affinché il ricordo non diventi una vuota celebrazione retorica, occorre ricordare gli eroi di chi ha resistito contro il nazismo e che sono persone che ci accompagnano ogni giorno. Ci accompagnano in Iran, ci accompagnano in Ucraina, e negli altri luoghi, il più recente è Minnesota, dove si dimentica che il diritto
tutela è uguale per tutti e tutela la posizione dei più deboli. La rosa bianca che oggi indosso con reverenza ma orgoglio di far mio un messaggio è quello di una organizzazione giovanile che tra il 42 e il 43 in Germania compì un'azione di volantinaggio contro il nazismo, distribuendo 6 volantini, l'ultimo dei quali fu fatale per questa organizzazione, perché i 3 giovani in realtà, i fratelli Scholl e Christoph Probst, furono presi, mi pare fosse il 18 febbraio, processati in direttissima e decapitati il 23 di febbraio per alto tradimento alla Germania. Alcuni di questi ragazzi, perché poi l'organizzazione era più nutrita sotto il profilo numerico, sono stati beatificati perché erano tra l'altro animati da vivi sentimenti religiosi cristiani. Ecco, noi dobbiamo fare memoria non solo dell'Olocausto, ma dobbiamo fare memoria di chi resiste e dà dignità ad una intera popolazione. Il loro messaggio, nei loro 6 volantini ci sono vari messaggi. Il risveglio della coscienza del popolo tedesco di fronte alle atrocità compiute dal Reich, incluse gli eccidi di massa di ebrei e polacchi. Lo scrivevano nel 42 e nel 43, quando questa era ancora una voce che circolava, ma che le persone di retta coscienza erano in grado di denunciare. Appella al dovere morale di rovesciare il sistema e impedire la vittoria, e cito un virgolettato, la vittoria della Germania fascista. Cioè loro avevano coscienza che quello che si stava verificando non atteneva al nazionalsocialismo o al concetto di socialismo, che è un concetto, permettetemi, nobile e che innerva un'ampia fascia del pensiero, compreso il pensiero liberale nel liberalismo sociale, ma evidentemente aveva un'anima fascista repressiva. E ciò di fare attraverso la resistenza passiva e il sabotaggio. Attenzione, questo è un concetto essenziale. Certo. Si può essere pacifici nell'animo, diceva una frase cara a Sophie Scholl, bisogna avere un animo inflessibile in un cuore tenero. Cioè bisogna sapere, ed era una frase credo che fosse di Maritain, il tema è non rispondere alla violenza con la violenza. E guardi, mi è molto caro quest'oggi ricordare una cosa importante: gli eroi sono gli eroi di ogni giorno. Ieri abbiamo letto sul piccolo di un ragazzo che, minacciato da Maranza, e pur disponendo delle capacità tecniche per resistere a quell'aggressione, vi si è sottratto, e il padre di lui è orgoglioso. Beh, noi siamo assieme a suo padre orgogliosi di questo, fatemi dire, di questo nostro figlio, cioè di un ragazzo che eccede di gran lunga le nostre qualità, insegnandoci come si vive, pur nella verdissima età, è un adolescente. E poi, insomma, poi concluderò, ma guardate, invocavano questi ragazzi nel 1943 la nascita di una Germania federale in una nuova Europa, attenzione, fondata su libertà di parola, libertà di fede e difesa dei singoli cittadini dall'arbitrio di stati autoritari. Difatti questi giovani sono considerati tra gli ispiratori morali della nuova Europa. Parlò di loro con parole di splendidi, coraggiosi giovani, parlò Thomas Mann nel giugno del 1943 e chi poi divenne Parry, che divenne Presidente della Repubblica,
compagni di sacrificio che espiano la colpa del popolo tedesco. Questa è la cosa più importante, cioè noi infrangenti quale quello che stanno vivendo popolazioni martoriate, l'Iran dove 30.000 giovani, 30.000 persone, ma certamente molte delle quali giovani, certo, patiscono il supremo sacrificio per la difesa della libertà. Noi dobbiamo sapere, non tutti sono chiamati all'eroismo, e lo dice la Chiesa, noi non siamo necessariamente chiamati alle virtù supreme, alle virtù eroiche, però dobbiamo sempre sapere che in ogni contesto un like su Facebook, anche lo stesso atto del voto, e cioè dell'esercizio delle prerogative democratiche, è quel qualcosa che invera nel mondo, vorrei dire, fossi con questi ragazzi la parola di Dio, perché questi ragazzi erano ragazzi di mondo, certo, nel senso certo, che erano ragazzi che amavano la vita, facevano sport, si divertivano, amavano il desco, però Hans Scholl scrive alla sua fidanzata, lui poi era iscritto a medicina, scrive: ti raccomando ogni sera la lettura di un salmo, non vi è nulla di più bello nella letteratura scritta. Ed erano ragazzi coltissimi, cioè non erano baciapile, mi si consenta l'espressione, erano ragazzi vivi. Ecco, con questo concludo, questo spiega la ragione per la quale indosso questa rosa, della quale spero quest'oggi di essere degno e che spero sia per tutti un motivo di riflessione. Ho portato con me, c'è una vasta letteratura certo, a questo proposito, uno dei molti libri dedicati al tema della rosa bianca, certo, ne raccomando la lettura come momento di crescita civile nostro, di cui in momenti come questi abbiamo particolare bisogno. Assolutamente, lei ha citato tanti spunti d'attualità, ne aggiungiamo uno, ne parlavamo prima fuori onda, il bell'articolo di Ezio Perillo oggi sul Piccolo, lo Stato di diritto e la dignità umana, l'insegnamento di questo giorno. Questo è un grande, grazie, toccare questo tema è importante perché vedete, alle volte noi viviamo il nostro rapporto con il diritto come qualcosa di lacerante, complesso, troppe regole, eppure vedete il diritto crea la casa in cui viviamo. Il diritto è il frutto, e pensiamo alla nostra Costituzione, è il frutto di un percorso faticoso, per quanto concerne la Costituzione, grondante sangue, reclusione e privazione della libertà per molti dei padri costituenti, ed è ciò che per primo viene negato dai despoti, ed è la ragione per la quale ferma la liceità cioè la correttezza della riflessione su parti della Costituzione che è giusto poter modificare. Non entriamo, spero basti insomma questo riferimento, ma ci sono ad esempio la definizione dei diritti fondamentali, ecco, ci sono dei profili, l'inalienabilità di alcune prerogative che contraddistinguono l'uomo e che in questo momento vengono conculcate. Pensiamo a quello che ha documentato la RAI ieri con una troupe alla quale veniva impedito di documentare, questo negli Stati Uniti, che io considero una delle patrie dello Stato di diritto. Guardate nella biblioteca di New York, la biblioteca di New York è una specie di cattedrale del senso civico, perché all'interno nell'atrio, nel marmo, sono scolpite non solo i diritti fondamentali, ma vi è scritto questo luogo è aperto al pubblico perché è la cultura che crea un popolo e che crea la coscienza civile di un popolo. Ebbene, la coscienza civile di un popolo non può che esprimersi attraverso l'amore per la libertà e ovviamente attraverso la conoscenza
che deriva da un corretto esercizio della libertà di stampa, su cui qua e Tele4 senza capziosità ci ricordiamo nel periodo delle scorse elezioni con grave rischio anche dell'incolumità fisica, seppe documentare, seppe testimoniare durante i moti sconsiderati, diciamo mi pare fossero Novax, che presidiarono inopportunamente il porto. Non sempre è facile Foste, ricordiamolo perché questo è un luogo, va dato merito, perché insomma fare così bene il proprio lavoro in una città in cui non tutti lo sanno fare, questo è più che evidente. Tele4 insomma porta con orgoglio avanti il messaggio. E fatemi dire ancora una cosa, quest'oggi piangiamo la morte del professor Cendon. Sì. Parlare di diritto civile diventa anche un modo per riflettere su come un sapiente, e il professor Cendon certamente lo era, ha saputo tutelare i più deboli. Ci sono molti profili che sono evidenziati, leggetevi il giornale, poi forse Tele4 si soffermerà anche a propria volta su questo argomento. A me è sempre stato caro un aspetto e la persona che ha meglio saputo valorizzare il danno esistenziale, e cioè dare consistenza risarcitoria a dei profili non puramente patrimoniali, non cioè al fatto ad esempio che con la morte del padre un figlio cessa di avere il sostentamento e che dunque va compensato, ma attraverso quella rete di relazioni, sentimenti che rendono una relazione rilevante, ecco, quello è l'aspetto su cui ha saputo concentrarsi, dando profondità e giuridica rilevanza alle relazioni tra le persone. Questo è un aspetto davvero umanamente molto delicato, e guardate, in molti stati non è così, cioè in molti stati questo profilo non ne riconoscono la valenza patrimoniale, è uno dei molti aspetti per i quali noi dobbiamo essere particolarmente grati verso questa figura. Io andavo ad assistere alle sue lezioni, lui le dava a Economia e Commercio e non nella facoltà di giurisprudenza, le andavo ad ascoltare perché erano, a parte l'arguzia di questo professore, ma erano momenti di riflessione civica sempre molto alti. Molto alti. Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno carissima. Buongiorno. No, allora, intanto un applauso al vostro ospite che è un oratore perfetto e potrebbe fare il professore, per cui non so se lo fa. Comunque gli vorrei chiedere una cosa. Dica. Cosa farebbe lui, o diciamo così, una sua idea, insomma, per affrontare il problema dell'Iran, considerando che è un discorso geopolitico, un discorso attimino largo, ecco. Questo chiedo. Grazie, buongiorno. Grazie a lei e buona giornata. Una situazione molto complessa, no? Allora, questa. Io posso premettere quello che non farei. Credo che quello che ha fatto il Presidente degli Stati Uniti sia di una inaudita gravità, perché quel Presidente ha promesso sostegno ai manifestanti, esattamente come fece Obama, voglio dire, con esiti diversi, come fece Obama quando ci fu la primavera araba diversi anni or sono. E cioè ha promesso sostegno, è un sostegno che non è arrivato, e il risultato sono 30.000 morti, stimati, immagino, in modo piuttosto approssimativo. Non ne vado però dalla domanda che mi è stata rivolta da questo gentile ascoltatore. Ho parlato della non violenza. Però esiste un principio giusto naturalistico, vin vi repellere licet, cioè è lecito respingere con la forza la forza. E questo credo, verrò corretto, credo che addirittura il catechismo della Chiesa ne parli, cioè io credo, e la resistenza al fascismo ce lo insegna, che
prezzo della propria vita si possa combattere per la libertà. E cioè, in ultima analisi, se io fossi un iraniano, mi domanderei cosa mi è più caro. C'è un bellissimo libro, La casa della moschea, non mi ricordo l'autore, ma da casa andatevi a cercare e vi farete un regalo leggendolo, che parla dell'Iran di prima di Khomeini. Guardate, è un inno alla bellezza dell'Islam, perché racconta di una società in cui la dimensione religiosa è fusa assieme alla dimensione sociale ed economica. Il capo del souk è anche custode delle chiavi della moschea e racconta di un mondo poetico, di profonda umanità, di relazioni umane ricche. E allora questo mi chiederei, se io fossi un iraniano, qual è il mondo per cui io accetto di donare la mia libertà e la mia vita, e forse, se ne avessi la responsabilità e il privilegio, imbraccerei un'arma a difesa di ciò di queste persone che vengono sterminate, perché, lo ripeto, l'opzione non violenta si colloca in un dialogo. Questo volantinaggio di cui ho parlato è avvenuto all'Università di Monaco, e a Monaco, molti anni dopo il grande strazio, diciamo, della denazificazione, strazio collettivo, certo. Dopo il percorso hanno eretto loro un monumento, cioè ci sono in bronzo copie di questi volantini per terra, ma è una delle componenti necessarie a formare quella coscienza civile, necessaria però a rovesciare, ne parla la Rosa Bianca, a rovesciare il governo nazionalsocialista, quindi a rovesciarla solo a volantini, pur essendo essenziali, importanti, forse non è sufficiente. Non è sufficiente. La casa della moschea di Kader Abdollah. Grazie, di Kader Abdollah. Trovato, sì. Ne raccomando la lettura. Sono sicuro che chi lo farà, magari tra qualche trasmissione, chiami e ci dica l'impressione. Grazie del consiglio di lettura, insomma, perché aiuta magari a leggere anche la situazione che c'è oggi, no? Certamente. Allora, e posso dire, è la situazione che vorremmo. Cioè noi non... Guardate, quando parliamo abbiamo parlato di libertà di fede, quando ne parliamo dell'Islam abbiamo sempre un'idea, ed è un'idea filtrata attraverso il pregiudizio. Invece è una delle 3 religioni del libro, è una religione che ha saputo donare all'Europa, Averroè e altri, è stato un bastione della cultura occidentale, capace di trasferire, cioè all'Occidente, teorie filosofiche e scientifiche di cui altrimenti saremmo privi. Cerchiamo sempre di approcciarci verso i mondi diversi dal nostro con un animo gentile, curioso e aperto alla bellezza altrui. Bene, allora abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno a lei. Signor Gino. Volevo solo un'osservazione. Il diritto serve per garantire la libertà e quindi per gestire il vivere, però in qualche maniera dovrebbe osteggiare l'accumulo di potere a pochi, ma nello svolgimento del diritto si vede che comunque c'è chi accumula risorse enormi e soprattutto si dà adito a far sì che, per esempio attraverso le religioni, le persone siano vincolate e condotte cioè attraverso un discorso che accumula proprio
il potere su poche persone. Certo. Ecco, volevo un commento su questo discorso. Ma grazie, ma naturale. È una bella riflessione, Gino, grazie. Ma naturale, cioè, però questo è il tema della aberrazione del diritto, cioè lo Stato di diritto postula un equilibrio tra poteri. E non a caso in questo momento quello che sta succedendo negli Stati Uniti è dagli stessi statunitensi ritenuto abusivo, cioè c'è l'esercizio di un potere di decretazione al di fuori dei limiti costituzionali. Viene addebitato a Trump di aver deliberato azioni di guerra nei confronti di un altro Stato, e qua mi riferisco al Venezuela, al di fuori dei crismi di legalità. Cioè è ovvio che uno Stato teocratico basato sulla Sharia che conculchi le libertà fondamentali non corrisponde, è in teoria fondato sulla legge, ma non è ciò che noi definiamo lo Stato di diritto, in cui vengono garantiti i diritti delle minoranze, cioè dove si riconosce gli elementi costitutivi di una democrazia o comunque di un ordinamento, dove vengono garantiti, o comunque perché in termini astratti altre forme di governo potrebbero ugualmente, lo dico in termini astratti, ma potrebbe forse garantire ugualmente i diritti delle minoranze, la libertà di fede, il diritto di parola, quegli elementi costitutivi di cui accennavo prima, il diritto in particolare per ogni persona di saper realizzarsi conformemente alle proprie aspirazioni spirituali, di poter avere un reddito che gli consenta una vita decorosa, eccetera, eccetera. Ecco, quello di cui lei parla è in parte un paradosso, ma è un paradosso che si compie e che trova coerenza laddove lo Stato di diritto venga poi identificato esclusivamente con quel modo di affermare il diritto come una forma di tutela, in ultima analisi, della persona e della società come luogo dove si compiono in modo fertile le relazioni tra le persone. Allora ci scrive Giorgio, buongiorno, sono curioso di sapere cosa ne pensa l'avvocato del fatto accaduto di recente riguardante il bambino delle medie che con un coltello minacciava i compagni di scuola. Tremendo. Tremendo, no? Davvero è tremendo. Un caso gravissimo. Cioè noi siamo, guardi, non dovremmo fare polemica e cercherò di non farla. Noi dobbiamo garantire la sicurezza e oggi non è garantita. E plaudo all'iniziativa delle forze dell'ordine che hanno fatto sentire la loro presenza ieri al di fuori di alcuni istituti scolastici, per quanto, e lo dice lo stesso articolo ed è chiaro, serve a dare senso di sicurezza, perché all'Oberdam voglio vedere chi si presenta con il coltello in tasca, e così anche a Sandrinelli al Nordio. Il problema non è lì, probabilmente, però va bene. Noi abbiamo diritto alla sicurezza, E in questo, badate, e l'avevo già detto in trasmissione qui, la prima cosa da fare, lo diceva un'alta figura della magistratura triestina, bisogna riformare il codice penale dei minori, cioè è la prima cosa da fare, perché dei ragazzi, e la nostra cronaca locale dei Maranza lo dicono, chiama pure la polizia, se mi prendono non mi fanno niente, questo noi non lo possiamo tollerare. In nessun modo. Noi dobbiamo difendere. Che manca, sapete no? ma sapete perché? Perché stanno cambiando i comportamenti delle persone adesso in città. Stanno cambiando i comportamenti. E quindi una riflessione che io voglio fare con voi è questa. E facciamo un po' di politica. Veniamo chiamati a un referendum che in qualche modo, e lo diceva Beppe Severnini alla 7, sfrutta la rabbia verso la magistratura. Ma guardate,
la magistratura non è il bersaglio esatto verso cui indirizzare la propria rabbia, è il legislatore, perché se noi abbiamo norme, io sono un civilista, abbiamo norme di un processo che è una macchina rotta, il processo, non il magistrato che lo compie, gli viene messo in mano la possibilità, lo diceva un recente congresso, gli viene messa in mano la possibilità di non incontrare gli avvocati attraverso la sostituzione dell'udienza con le note scritte. Un processo che per definizione, il processo civile, è un processo fondato sull'oralità. Allora guardate, ricordatevi sempre, il pesce puzza dalla testa e guardate al Parlamento come il bersaglio delle vostre invettive e non alla magistratura che vorreste poter castigare attraverso il voto al prossimo referendum, perché sbagliate completamente bersaglio e ve lo dice un tecnico, cioè voi dovete chiedere al legislatore di incidere sulle regole. A me piacerebbe moltissimo che nel codice di procedura civile ci fosse una norma che dice il processo civile deve garantire il diritto al contraddittorio e, come avviene in un certo tipo di procedimento, cioè quello della volontaria giurisdizione, nell'assoluta informalità. Io mi fido dei magistrati, mi fido della mia toga che indosso con orgoglio e mi fido della toga che indossano i magistrati, e se è garantito il contraddittorio dobbiamo avere processi lesti. In questo momento si tende a spingere per l'arbitrato, dove questo principio che ho appena detto è scolpito con chiarezza. E allora andiamo a chiedere questo alla nostra magistratura e non questo ciarpame giuridico che ci viene offerto da chi in questo momento vuole dare uno scossone inutile alla magistratura. Allora, insomma, ha chiarito anche bene la sua posizione in merito al prossimo referendum. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, ecco, no, ho abbassato il volume. Buongiorno a tutti. Io ho una premessa che non è quello a cui volevo riferirmi, ma soltanto che si guarda all'America ovviamente come un grande popolo, un innovatore, eccetera, ma si dimentica che i veri americani nativi d'America sono stati sterminati e che loro non hanno un bagaglio di storia come abbiamo noi, soprattutto qua in Italia. Quindi mi sembra che andrebbe un attimino rivisto questo concetto che l'America è America. L'America è un popolo che comunque più avanti va e più sta sbagliando, secondo me. Ma a prescindere da questo, che quello è stato uno sterminio, per me è una cosa pazzesca, io sono una persona diversamente giovane e vivo figlia di un sopravvissuto al lager che adesso appunto papà non c'è più. Quindi ho delle esperienze proprio di vita vissuta. Quello che volevo dire è che adesso, da più di 2 anni, vivo in un rione, quello di San Giacomo Ponziana, eccetera. E questo riferendoci al fatto che non siamo tutelati in nessun modo. E qui non è una questione di età, di sesso, quello che c'è. Non siamo tutelati. E in più abbiamo anche il problema che non abbiamo copertura di mezzi pubblici dopo le 20:40, quindi mettiamoci questo. Ma qui ogni giorno, in un modo o in un altro, in vari contesti, vengono aggredite le persone, anche da ragazzine. Quindi se lei scende da via Orlandini, da San Giacomo, scende giù via Orlandini, passa anche davanti ad un giardino che una volta era una cosa meravigliosa, bellissima, eccetera, da cui saltano fuori, sbucano fuori tutti questi che ti aggrediscono, ti colpiscono e non è neanche una questione di etnie, ci sono anche i nostri. Quindi io non lo so, si era parlato tanto di un aiuto per un vigile di quartiere, però ovviamente un vigile da solo è a rischio, quindi dovrebbero essercene 2.
Sì, sì. Ma io chiedo, perché ci sono mamme che portano i bambini dalle nonne, quindi anche alle 21, potrebbe essere alle 22, dipende dal lavoro che fanno, Certo. e sono a rischio. Sono a rischio. E questo non è concesso. Questo succede in tutti i rioni, ma il nostro comunque è uno abbastanza popoloso. Lei ci segnala Quindi una situazione insomma quotidiana che fra l'altro abbiamo trattato anche in tanti nostri servizi, è vero, come altre zone magari della città, che è quella di certo, San Giacomo che è stato Consane, trattato, ma alla fine di averlo fatto operato siamo punto e a capo. Non è che uno deve andare in giro con lo spray a peperoncino e avere il numero del 112 inserito nel cellulare, qualora succedesse qualcosa lo accende e magari viene registrato, viene sentito. Cioè noi viviamo in questo contesto. No, Mi sembra che siamo andati oltre. Ma signora, lei e avremmo diritto a che non fosse così, cioè, questo è il punto fondamentale. È il punto, no? certo, è quello Grazie che sta signora, dicendo lei la ha perfettamente ragione. Grazie, ha centrato davvero. Allora, io la sono d'accordo su questione, ogni no? questione che ha detto la grazie, signora e non voglio apparire capziosa, adesso mi spiegherò meglio. Allora, partiamo dall'inizio così non trascuriamo alcuno degli argomenti che ha toccato la signora. Diciamo così, che gli Stati Uniti hanno una Costituzione e hanno vissuto una storia in cui hanno sempre cercato di vivere e di inverare una aspirazione. E questa aspirazione è stata ripetutamente tradita e certo l'arrivo del Mayflower è stata per gli indiani d'America la più grande catastrofe della loro storia e quindi non certo una storia esemplare di convivenza pacifica tra diverse etnie e poi sappiamo il maccartismo, sappiamo il Vietnam, sappiamo ci sono 1000 ragioni per le quali sarebbe lecito guardare con distacco al mondo degli Stati Uniti, ma io l'ho premesso prima, cioè io guardo anche al mondo russo con attenzione alla sua letteratura, alla sua cultura. Noi dobbiamo essere capaci di valorizzare di ogni mondo la sua capacità. Vedete, io credo che la capacità, credo che la poesia di New Colossus, che è scritta alla base della Statua della Libertà, definisca gli Stati Uniti. No? Datemi, non la ricordo a memoria, mi scuserete, ma lo spirito di quella poesia contrasta la volgare politica di Trump, cioè quel paese è stato costruito dagli immigrati poveri, cioè Carnegie e Harry Clay Frick, di cui ammiriamo il museo, erano poverissimi e sono diventati di ricchezza leggendaria e nel caso di Harry Clay Frick anche collezionisti d'arte che hanno donato uno dei più bei musei che si possa visitare sulla Quinta Strada. Compreso il contenitore. Difatti era casa sua. E allora cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che, e poi la letteratura, cioè io sono un appassionato da Paul Auster a Cormac McCarthy, per la cultura occidentale, vorrei dire moderna, sono un elemento essenziale con poi tutte le sue criticità, che però gli Stati Uniti hanno sempre saputo rappresentare. Questo è il grande tema, cioè gli Stati Uniti non hanno nascosto queste loro contraddizioni e da Oliver Stone e il suo Platoon in poi del Vietnam si è parlato in un certo modo, sono stati esemplari, questo ce lo dobbiamo dire, e difatti è ancora peggiore quello che sta succedendo, perché almeno non uso il plurale per non offendere nessuno, ma mi offende, perché io amo gli Stati Uniti, cioè, e li amo come amo molti ordinamenti democratici o anche quelli che oggi non lo sono, ma sono patri della cultura. E veniamo poi alla sicurezza. Sicurezza, però prima mi dicono dobbiamo assolutamente dare una piccola pausa pubblicitaria perché incombe. Affrontiamo subito dopo il tema che è quello che interessa tanti triestini, no? Lo vediamo e lo sentiamo tutti i giorni nelle telefonate, nei messaggi che ci mandate. Pubblicità, fra pochissimo.
Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Alberto Pasino. La signora che ha telefonato prima ci raccontava, come fate in tanti spesso, no? Di una situazione, lei in particolare da San Giacomo, Ponziana, via Orlandini, però insomma sono tante le situazioni simili di insicurezza, no? Di paura delle persone anche semplicemente ad attraversare un giardino in un orario serale con bambini, eccetera. Certo, no? questa non è la Trieste che noi conoscevamo e questa non è la Trieste che vogliamo. E nel programma elettorale del centro-sinistra era scritto con chiarezza che avremmo riistituito in realtà, perché quando ero bambino, me ne ricordo bene, c'era il vigile di quartiere, avremmo restituito questa figura. E guardate, è un presidio essenziale, se non sufficiente, certamente è necessario per arrivare ad una soluzione a questo problema. Non ci occorrono cioè mitragliatori automatici, ci serve un presidio del territorio, ci serve una pluralità di strumenti, tra i quali strumenti di natura coercitiva, cioè che impongano la sicurezza in modo visibile. Mi rammarica che chi vi ha detto che avrebbe garantito la sicurezza si riveli così inetto da non saperlo fare in alcun modo. Allora, c'è la vignetta di Marco Englaro per sorridere anche un po' della situazione generale, proprio al muletto che se andà a scuola con un cortel, cosa te ghedaria, sono indeciso se è una sciaffa, un sciaffon, una sberla, un papin, un scappellotto, un spantafflon, così ci racconta un po' tutte le parole triestine. No? Però se posso intervenire su questo, prego. Ovviamente sorridiamo, è molto coccola, è molto coccola. Però su questo dobbiamo riprendere un concetto, cioè a noi serve un aspetto che è l'aspetto della prevenzione di condotte violente attraverso simboli che trasmettano l'idea di una pari minaccia da parte dello Stato e delle istituzioni verso chi delinque, e quindi persone della polizia, dei carabinieri, vigili che interagiscono con loro. Però poi è una lunghissima filiera questa della sicurezza che ha come esito finale questo, ma la partenza è un'altra. La partenza è la costruzione di una società dove si faccia mancare l'acqua a questi fiori, chiamiamoli così, o a queste male piante, chiamiamole così, o le si innaffino con un'altra acqua, o le si innaffino tout court. Cioè, cosa voglio dire? Che forse questo il centro-sinistra lo offre meglio come ragionamento rispetto al centro-destra, cioè non manca di assecondare la richiesta di sicurezza attraverso i vigili, ma non manca neppure di parlare dell'educativa di strada, di quei tentativi e di quegli strumenti che si integrano assieme per parare da ogni provenienza i colpi di una educazione mancata, di una famiglia che non c'è, perché guardate, certe persone conoscono solo il linguaggio della violenza, lo cercano il linguaggio della violenza e non sanno, come dire, no, verranno educati dal carcere, cioè verranno rieducati nel carcere attraverso percorsi di integrazione e di crescita, di cucina, le mille cose che può imparare una persona in quel frangente, ma che sono insegnamenti tardivi. E noi invece probabilmente, e di questo a me fa piacere appartenere allo schieramento progressista, forse c'è più attenzione rispetto a una propalata idea di sicurezza solo fondata su un macismo che
non solo non c'è, perché guardate un po' quello che fanno, cioè nulla di efficiente, no? Nulla di efficiente, ed evidentemente orbo dell'altro aspetto, che è l'aspetto di accompagnamento di queste persone. Perché guardate, pensate ai tanti sacerdoti che sempre si sono impegnati nelle realtà più difficili. Se valesse il discorso che fanno alcuni, ma questi no, non sa far nulla, noi scolta, bocce perse, allora dove finisce il Vangelo? Dove finisce l'esempio di Don Ciotti, di tutte queste persone che tutta la vita ci hanno dimostrato che invece questo non è vero, cioè che bisogna con insistenza spendersi per le persone meno fortunate di noi. Non facile sicuramente. No, ma certo, no? ma di fatto Però... l'ho detto con chiarezza. La mia premessa di partenza è che dobbiamo garantire la sicurezza attraverso adeguati sistemi coercitivi. Questo è pacifico. Cioè la persona che si presenta col coltello o prende a sberle il ragazzino, a questo non è che vado là e lo prendo a colpi di Vangelo. Cioè, per chiarezza, vim vi repellere licet, cioè questo è un principio chiarissimo, ma sto parlando però di un approccio, chiamiamo integrato, dato da strumenti diversi. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno? Buongiorno, pronto? Sì, buongiorno, signora, buongiorno. Luisa? Buongiorno, signora Luisa, come sta? Ecco. Oggi per me è una giornata molto triste. Lo sappiamo, Luisa. Molto triste. Aspettavamo la sua telefonata. È la prima volta Luisa. che non vado alla Risiera perché non stavo bene. Ci dispiace, Luisa. È morto mio papà a Dachau, 16 aprile del 44. Era nella Resistenza in Istria, che quella volta era Mussolini, no? Era nella Resistenza. L'hanno preso, l'hanno portato a Pola l'hanno torturato a sangue perché mia mamma è andata a piedi da Rovigno a Pola. Giovane, aveva 21 anni, io avevo 3 anni, mia sorella 1 anno. L'hanno torturato, mia mamma è venuta vicino alla prigione, erano 2 col mitra fuori. Cosa vuole, signora? Voglio vedere mio marito, è qua, per favore. No. Vada via perché prendo lei e anche i figli. Va bene, di là l'hanno portato a Dachau, 16 aprile del 44 l'hanno bruciato in forno crematorio. Ho ricevuto una medaglia, sono tutti i documenti a casa, lo sappiamo, tutti i documenti, Luisa. mi hanno dato una medaglia d'onore. A 33 anni è morto bruciato per la libertà, perciò che la figlia e il popolo stia bene. Vi ringrazio tanto, io sto Grazie a lei, tanto Luisa. male ogni anno, ho 80 anni passati e speriamo che non viene mai più questo che è successo, perché adesso non va bene tutte queste guerre e tutto questo odio contro quello, contro quell'altro. Deve essere pace e pace. Grazie mille. Grazie a lei, Luisa. Signora Noi Luisa, accogliamo signora sempre Luisa. davvero con un abbraccio queste testimonianze, in particolare quella della signora Luisa, così Allora, accurata e così toccante. noi siamo orgogliosi delle sue parole, che ci ricordano con che occhi guardare le persone che fanno oggi il saluto fascista, che indossano colori del fascismo all'interno di luoghi delle istituzioni, le magliette nere. Ecco, queste persone sprofondino nella vergogna di fronte alle parole di questa signora, sprofondino nella vergogna, quelli che tengono a casa il busto del duce, quelli che fanno il saluto fascista, quelli che ti salutano a noi, vermi. Codice penale, ci scrive Enrico, avvocato Pasino, riformare il codice penale ma soprattutto il codice di procedura penale significa riformare la Costituzione, cosa della quale lei non è mai stato d'accordo, dice Enrico. Ma che scemenza è No, questa? Scusi, non è così. Signor Enrico. Non è così, non vuol dire Signor questo. Enrico, beviamoci un caffè assieme, no? E poi cessiamo con le provocazioni, no? Perché questa è un'inutile provocazione.
come si fa a dire una cosa così? Cioè, se lei fosse laureato in giurisprudenza le chiederei il libretto e glielo straccerei. Cioè, la Costituzione è una cosa, il codice penale una cosa, il codice di procedura penale un'altra cosa. Allora, sono tutte e tre le cose sono modificabili, tutte, secondo le appropriate procedure. Però non voglio commentare sulle sciocchezze, insomma, la vita è breve. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Kosic, già assessore. Buongiorno, dottor Kosic. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire per richiamare il vostro ospite alla verità. Non è stato il fascismo a, come dire, indire le leggi razziali. Ci fu l'adesione di Mussolini in Piazza Unità il 18 settembre del 1939 che le fece anche per l'Italia. Ma la falsificazione storica fatta in questa giornata dal vostro ospite è veramente preoccupante, perché poi ha cominciato. Dica qual è, per favore dica qual è. Ragazzi. No, mi scusi. Ma lei lo dica però con chiarezza. Mi scusi, non è possibile che lei dica bugie e che strumentalizzi qual è la bugia? Una lei giornata deve dire come qual è. questa per parlare del comitato dei no. Non è accettabile che lei strumentalizzi con una rosa bianca una giornata come questa per portarli al comitato del no. Lei non è coerente per ciò che riguarda il suo ecumenismo. Stavamo parlando di vari argomenti, uno di questi è stato anche quello. No, dai. Non è accettabile che lei falsifichi la storia, non è accettabile. Allora, questa è l'opinione del nostro telespettatore che appunto è stato assessore alla salute della regione Kosic, Vladimiro Kosic. Di che partito? Che salutiamo. Non ricordo esattamente di che partito fosse, dell'area credo appunto del centrodestra, se non mi ricordo male. È stato appunto assessore alla sanità. Bene, allora, avrà fatto benissimo, insomma, in questo caso meno, perché come si fa a collegare, ci vuole una spericolatezza retorica degna di miglior causa, dire che le due cose sono in qualche modo collegate, cioè il ragionamento sulla risiera, sulla rosa bianca non ha assolutamente nulla a che vedere con un tema relativo al come orientarsi nel decidere su come votare al referendum. Il tema altro è dire che non si deve, come dire, strumentalizzare, cioè che il tema dell'efficienza della giustizia, che non ha nulla a che vedere, ma nulla a che vedere con la giornata della memoria, lo dice lui, non l'ho detto io, e questo, guardate, è una brutta cosa, perché quando si mettono le cose in bocca alle persone è uno dei peggiori espedienti retorici, che peraltro non mi appartiene, ma invece dire il referendum punta verso l'obiettivo sbagliato, cioè verso la magistratura e non verso la legge. Poi mi spiegherà questo signore o questo dottore, non so quali siano i suoi titoli, non voglio ovviamente mancargli al riguardo di rispetto, come lui invece ha fatto nei miei riguardi, attribuendomi frasi che non ho affermato, e come si faccia a dire che le due cose siano collegate o come io lo abbia detto, addirittura dicendo che dico falsità. Allora, la signora Fulvia ci scrive: buongiorno a tutti, volevo fare complimenti all'avvocato Pasino, che stimo molto per la sua educazione, per quello che fa e che sta cercando di fare per Trieste. Abbiamo una città fuori controllo per tantissime cose, purtroppo secondo me è lo specchio di chi ci amministra, ma è possibile che non si possa fare nulla dopo le varie esternazioni del sindaco, dice Fulvia. Grazie e buona giornata. Allora, il sindaco è una persona a me cara. Cominciamo da questa premessa. Dopodiché il sindaco ha commesso degli errori, anche molto antipatici, e sono sicuro che lui non ne vada orgoglioso per la stima che ho nei suoi riguardi. Se mi sono candidato non con lui ma con Francesco Russo, una ragione c'è. Cioè, io ero convinto che avremmo fatto questa fine qui,
che stiamo qua a dibattere dell'Ovovia, sta scemenza terrificante che adesso vediamo Anche in posizione oggi orizzontale. Orizzontale. Cioè, avremo l'Ovovia con... per andare da Bovedo al porto al Molo Quarto, che nasceva, vorrei ricordarvi, che nasceva per alleggerire il traffico in costiera. E quindi avremo a quel punto più traffico in costiera perché bisognerà raggiungere Bovedo. E qui ci troviamo incartati in una città curva sul proprio ombelico e non lo so, io continuerò a volere bene a questo sindaco, io continuerò a pensare che è stato di una certa stagione un ottimo sindaco, che non sia la persona più adatta a governare il cambiamento della nostra città, un cambiamento, e concludo su questo tema, che il centrodestra avverte come incombente, lo ha detto in chiarissime parole l'assessore Giorgio Rossi, che rispetto molto per questo, quando ha detto il turismo, l'industria del turismo è un palliativo in una fase di trasformazione della città. Ebbene, io credo se debba accompagnare la città verso il futuro. Questo sindaco, che ha fatto molte cose buone, non sarà capace di fare questa, e il centrodestra che lo appoggia ci ha fatto perdere diversi anni della nostra vita, e questo non va bene. Allora, siamo in conclusione della prima ora. So che c'è un contributo da parte di Gianluca Paladin, che ha proprio incontrato il sindaco, Roberto Di Piazza davanti al carcere Coroneo, dove c'è stata la prima, no? L'inizio delle celebrazioni dei ricordi Palatucci, per appunto Palatucci davanti al carcere di via del Coroneo. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, fuori dal carcere del Coroneo, dove verrà deposta anche una corona d'alloro in ricordo di Giovanni Palatucci. Per fortuna fuori dal carcere. Oggi tra l'altro giornata della memoria, qui l'appuntamento per deporre una corona d'alloro presso la lapide di Giovanni Palatucci, ricordando la prigionia al Coroneo. Sindaco, è una giornata ovviamente importante, molto particolare. È una giornata molto importante. A suo tempo avevo dedicato la via a Palatucci perché sono persone che hanno perso la vita, sai, quelle cose che ti rimangono nel cuore. Avevo rimosso la parola guerra dal mio vocabolario e purtroppo ogni giorno leggiamo i giornali, la situazione è drammatica. Non volevo raccontare ai cittadini quando portavo lo zucchero qui dentro come fornitore, naturalmente non ero sindaco, entravo in carcere con la jeep, noi scaricavo questo zucchero e naturalmente quando sentivo chiudere il portone mi venivano i brividi. Allora, quando rientro qua mi ricordo quegli anni incredibili di lavoro, cose bellissime. Tornando alla giornata di oggi, è una giornata importante in Risiera, sempre grandi emozioni per il 27, anche per il 10 alla Foiba, però abbiamo lavorato tanto almeno qui per la pace, purtroppo non è così in giro per il mondo. Cerchiamo di farcela. A proposito di carcere, sindaco, si ricorda l'episodio di quando fuggì un detenuto qui al Coroneo, non era la prima volta, e c'era tutto quel discorso che si era aperto sulla necessità di costruire una nuova casa circondariale, più moderna, più grande, in provincia, non in centro città. Cosa ne penserete? Non sono d'accordo. Il 70% dei carcerati sono extracomunitari, io li manderei a casa loro. Cioè tu hai commesso un reato, sei in carcere e ti mando a casa tua e non puoi più ritornare in Italia. Cosa andiamo a costruire carceri se il 70% sono extracomunitari? Poi lei puntava anche sulle caserme, quelle dismesse, che ha sempre detto. Per il ricevimento di questi che arrivano, ho detto abbiamo 400 caserme dismesse, bastava prendere 4 caserme, 2 caserme, gli davi l'assistenza medica e gli davi da mangiare, insomma era già raggiunto un ottimo obiettivo, però no carceri, non servono, mandiamoli a casa loro. Quindi insomma un ammodernamento, un nuovo carcere in un'altra zona lontana dal centro non sarebbe la soluzione secondo lei? Non è la soluzione, mandiamoli a casa, chi deve scontare una pena, 5 anni, e lo mandi a casa sua, che rimanga a casa sua da dove arriva. Ha parlato con Salvini per il finanziamento della Cabinovia? Lo aspetto al varco alle 10. Sì, perché sarà qua. Ci siamo sentiti anche in questi giorni, stiamo andando avanti. State andando avanti, ci limitiamo a questo per il momento. È così, sì, così.
Sindaco, giornata piena, dicevamo, altri appuntamenti di oggi, oltre ovviamente all'importanza della giornata stessa? Rido perché oggi è una bellissima giornata. Tu pensa che quando è arrivata la Fiaccola noi abbiamo avuto una bellissima giornata, è una manifestazione che voi avete trasmesso e che ha riscontrato un successo incredibile. Gli altri sotto la pioggia 3 giorni, ho detto nella vita bisogna cercare anche un po' di fortuna e indubbiamente la fortuna a me non manca. Grazie Sindaco e buona giornata. Buona giornata a voi, buon lavoro ragazzi. Grazie. Allora, grazie a Gianluca Paladin, grazie naturalmente anche al Sindaco, no? Abbiamo sentito le sue parole. Allora, sentiamo forse anche l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, sempre intervistato Gianluca Paladin nella stessa situazione. Sentiamo l'intervista. Con l'assessore regionale agli enti locali alla sicurezza Pierpaolo Roberti, oggi la deposizione di una corona in memoria di Giovanni Palatucci, ricordando appunto la sua prigionia al Coroneo. Ovviamente parliamo anche della giornata della memoria, una giornata carica di significato e molto importante. Sì, una giornata carica di significato, è importante ricordarla, in particolare ricordarlo in questi anni in cui purtroppo sembra che l'antisemitismo stia tornando sempre più prepotentemente nelle cronache quotidiane che leggiamo tutti i giorni. Questo purtroppo è una piaga che dobbiamo continuare a combattere, e anche ricordare quello che è accaduto nel secolo scorso ci aiuta a combattere questo fenomeno drammatico. Ma questa è anche la giornata per ricordare degli esempi positivi, e quindi la memoria di Palatucci è sicuramente un elemento interessantissimo di questa giornata ed è bello iniziarla così. Recentemente c'è stato l'alleggerimento, lo sgombero del Porto Vecchio per garantire anche la gestione dei flussi migratori con i trasferimenti che quindi sono avvenuti. È una situazione da monitorare costantemente, quindi quella del Porto Vecchio, anche perché ci sono i lavori in corso per la riqualificazione dell'area. Assolutamente sì, noi siamo intervenuti prima di tutto con la sospensione di Schengen, abbiamo abbattuto drasticamente i numeri, dimezzati nel 2024 rispetto al 2023, nel 2025 sono ancora in calo i numeri, ma questo non basta, bisogna continuare ad alleggerire la pressione su Trieste, in particolare su quelle sacche che si vengono a creare negli edifici abbandonati, prima era il Silos, oggi è Porto Vecchio. Con questi trasferimenti ordinari riusciamo a farlo, ma ogni tanto serve anche qualche trasferimento straordinario per mandare via le persone da Trieste. Penso che questa sia la soluzione migliore, anche in risposta a chi invece pretenderebbe sempre nuove strutture per poter accoglierne sempre di più a Trieste e far girare sempre di più l'economia dell'accoglienza a Trieste. Noi riteniamo che Trieste dia già abbastanza, abbia dato già abbastanza, e quindi chi arriva e non trova accoglienza nei posti attuali deve essere trasferito, e quindi puntualmente arrivano i trasferimenti straordinari. A proposito di nuove strutture, infine le chiedo un commento sulla questione delle carceri, perché l'ultimo episodio di un detenuto che era riuscito a fuggire aveva riaperto un po' la discussione sul un ammodernamento, un carcere nuovo, lontano dal centro cittadino. Il Coroneo è una struttura ottocentesca. Che cosa ne pensa? Si sta commentando abbastanza questa idea? Mi pare del tutto evidente che ci sia un problema generale in Italia di carceri, nel senso che o si decide che si allentano determinate misure, quindi si lasciano libere le porte, si fanno uscire dei detenuti, oppure si costruiscono nuove carceri se vogliamo mantenere questo tipo di approccio sul tema della sicurezza, cosa che io credo sia corretta peraltro. A quel punto, pensando alla nostra regione, in particolare a Trieste, è evidente che abbiamo un problema in più. Questo è un carcere totalmente inadeguato, lo è sempre stato, basta vederlo, è un carcere che è stato costruito in un'epoca completamente diversa, per esigenze completamente diverse, va ripensato. Chiaro che questa non è una competenza né del Comune né della Regione Friuli Venezia Giulia. Oltre alla costruzione bisogna capire anche sugli uomini, perché tu chiaramente puoi costruire anche le strutture magari anche con dei contributi che non arrivano direttamente dallo Stato ma da altri enti territoriali, dopodiché il personale è esclusivamente statale, quindi deve esserci un impegno anche da quel punto di vista. Penso che un ragionamento andrà fatto in futuro, perché questa è una situazione che non può essere più tollerata. Dopodiché, se vogliamo proprio guardare come è composta la popolazione carceraria, è evidente che di fronte a un carcere del Coroneo che scoppia perché è strapieno, più con il doppio della capienza rispetto alla capienza, ma dove sostanzialmente gli italiani saranno forse una ventina, una riflessione anche da questo punto di vista andrebbe fatta. Grazie Assessore.
Grazie. Allora, queste le parole dell'assessore Roberti. Concludiamo questa prima parte, lasciamo andare ai suoi impegni naturalmente e l'ospite Alberto Pasino che si recherà appunto in Risiera, e approfitto per ricordare che saremo anche noi in collegamento in diretta per trasmettere la cerimonia. Grazie, allora, torni anche a trovarci. Grazie ospitalità, saluto le persone da casa e viviamo questa giornata con la giusta solennità. Buona giornata a tutti. Grazie, e noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Bentornati in diretta, siamo in compagnia del nostro ospite Andrea Giovannini di Forza Italia, terza circoscrizione. Grazie di essere qui, buongiorno, ben arrivato. Grazie per l'invito. Allora, terza circoscrizione molto attiva in questo periodo, a cominciare insomma dalla delibera sull'asilo, poi ne parliamo. Volevo solo chiederle così un commento, vista la giornata che stiamo celebrando, la giornata della memoria. Oggi ci sarà alle 11 in Risiera, alla Risiera di San Sabba, la celebrazione, naturalmente la cerimonia consueta come ogni anno, e ricordo ai nostri telespettatori che noi la trasmetteremo in diretta, ma resteremo in diretta proprio anche subito dopo Sveglia Trieste alle 10, quindi dalle 10 alle 11, poi fino all'inizio della cerimonia, e poi seguiremo e trasmetteremo in diretta proprio la cerimonia stessa, no? Quindi sarà ancora una volta Tele4 presente a un momento importante della vita della città. Beh, decisamente un bel tour de force per la vostra emittente, quindi anzi vi voglio fare i complimenti perché sempre siete vicini a quello che è il tessuto sociale non solo della città, e quindi date la possibilità a tutti di partecipare, anche se da casa, ad una giornata così importante come quella di oggi, nella quale si ricordano e si celebra questo momento così triste e brutto della nostra storia, non solo la nostra, insomma la storia mondiale, quindi veramente vi faccio i complimenti e sono assolutamente vicino in questo momento a tutte le persone che hanno avuto e perso delle persone care in questo contesto gravissimo, in questa storia. Ce ne sono anche tra i nostri telespettatori. Prima abbiamo sentito la signora Luisa, che purtroppo quest'anno non potrà essere per motivi di salute in Risiera, e siamo contenti insomma di poter trasmettere in diretta anche per le persone come lei che magari non sono impossibilitate, no, a partecipare di persona come aveva fatto ogni anno. Allora sentiamo subito una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Maria. Maria, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda all'ospite precedente, ma non sono riuscita, diciamo, coi tempi. Ho capito. Forse io ho capito male, ma lui parlava dell'Islam, no? Sì. Come condivisione di una religione politica che ha portato a noi dei benefici. Non ho capito se ha detto veramente così. Sì, in parte ha detto anche questo, sì. Ecco, ma scusi, a me sembra di no, perché l'Islam è oppressivo, insomma, se lo vede in tutto il mondo. Torneremo magari a invitarlo. Lui lui invitava a leggere un il libro, Corano? Il Corano che l'ha scritto chi? Maometto 600 anni dopo Cristo? Corano, no, Maometto che si è sposato una bambina di 6 anni? No, non invitava assolutamente a... No, insomma, è inascoltabile l'avvocato, con tutto il rispetto, ma non torneremo a invitarlo, così magari potrà rivolgergli direttamente a questi suoi dubbi e perplessità. Guardi che con questo insinuarsi di questa religione politica islamica facciamo la stessa fine, se non peggio. Capito. E allora non capisco ha una posizione come completamente diversa, chiarissimo. No, si è permesso una cosa tremenda. Guardi, allora, guardi, torneremo bene, ad invitarlo, così potrete discutere direttamente. Una rabbia che non le dico, va bene. L'ha fatta arrabbiare. Grazie signora Maria.
Buona giornata, insomma era rivolto a un discorso che si faceva prima, non era proprio così, non aveva invitato assolutamente a leggere il Corano, ma a leggere un libro che parlava della situazione in Iran prima proprio della rivoluzione appunto islamica, quindi era un discorso un pochino diverso. No, io non sono assolutamente l'idea dell'ospite precedente. A quello che diceva la signora. Allora, dicevamo invece, terza circoscrizione, vi siete occupati recentemente della delibera sull'asilo di Roiano, finalmente, insomma, allora che cosa succederà? Succederà sicuramente che tendenzialmente verrà aperto finalmente dopo tanto tempo, anche perché siamo sul pezzo da 20 anni abbondanti, perché insomma se ne parlava già prima di tutti i lavori della nuova piazza, e quindi è finalmente una notizia che farà bene alla cittadinanza. Si parla di 66 posti per i bambini del Rione, che è stata un po' sventata la situazione che precedentemente parlava della metà per i comunali e metà privato, quindi a questo punto, anche grazie ad un forte intervento di Forza Italia, come penso sappiano tutti quanti, e quindi finalmente c'è questa possibilità e insomma è un successo secondo me che arriva grazie anche a Forza Italia, questo mi sento di dirlo. Bene, quindi insomma c'è stato questo contributo importante, sono 66 posti che sono attesi, no? Sì, attesi dalla popolazione. Poi la struttura è una struttura assolutamente bellissima, creata in un contesto centralissimo da Rione. L'avete visitata, no? L'abbiamo visitata, sì. Abbiamo fatto un bel giro, abbiamo visto tutte le strutture che la accompagnano, diciamo, ed è veramente un fiore all'occhiello secondo me di Trieste, quindi era giusto aprirlo, al di là delle polemiche che ci sono, che tendenzialmente hanno anche in parte un senso, però lo scopo principale era quello di aprirlo, e con questa soluzione che comunque rimane in seno al comune, perché il comune comunque resta il responsabile di tutto ciò, e quindi comunque controllerà quello che avviene nel periodo di 2 anni, che sono il primo step per darlo praticamente di questa gestione, e quindi insomma è una cosa positiva secondo me. Allora c'è una telefonata, buongiorno. Scusate. Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì. Buongiorno. Buongiorno Bucarella, un saluto a lei, al gentile ospite, alla redazione e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io rimango veramente basito quando ci sono persone che chiamano e parlano senza cognizione di causa. Allora, mi riferisco in particolar modo all'ultima telefonata ricevuta dalla gentile signora, in cui non saprei neanche da che parte cominciare, no? Allora, c'è da fare un punto. Allora, l'Iran e la religione musulmana, dunque, ha sviluppato l'astronomia, l'economia, diciamo i numeri arabi, l'oculistica. I migliori oculisti del mondo sono tutti quanti appartenenti al mondo musulmano, ad esempio, pochi lo sanno, però pochi si informano. I sistemi bancari, per quanto riguarda il discorso di un momento ha sposato una bambina, questo è un gossip che è stato scritto, non fa parte del Corano, circa 800-900 anni dopo la morte di Maometto. Pertanto con tutti i dubbi storici che ci possono essere, ad esempio con i Vangeli e con le Bibbie, perché i Vangeli e le Bibbie ci sono tante inesattezze storiche. Secondo, si parla che l'Islam fa massacri, però tutti quanti, ripeto, la maggior parte delle persone poco intelligenti, aggiungo io personalmente, non si voltano a guardare la realtà che, ad esempio, il sionismo, che è molto più pericoloso, molto più aggressivo, quello che sta facendo a Gaza. Se uno si legge la Torah o si legge la Bibbia, Vecchio Testamento, e invito caldamente a farlo prima di parlare, vedrà che praticamente che cos'è, e non è nient'altro che una sorta di anagrafe e un continuo via vai di sterminio.
cosa che nel Corano non si trova. Si trova semplicemente il Corano è una religione, passatemi, un libro che regola la vita del buon musulmano. Va bene, diciamo che non è questa la sede. La ringraziamo di questa precisazione. Però davanti a certe stupidaggini non grida vendetta a Dio questa cosa. Grazie, grazie del contributo. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta, 9:28 del mattino, siamo in compagnia di Andrea Giovannini di Forza Italia, terza circoscrizione, e leggiamo subito alcune mail, ad esempio quella di Nevio, che è un nostro telespettatore affezionato, che dice: buongiorno, sveglia Trieste, è giusto ricordare il giornata della memoria, condannare quei delinquenti che per interessi provocano le guerre, dove ci rimette la popolazione in lutti. Saluti da Nevio. Beh, direi che si può sottoscrivere, no? una mail del genere. C'è un altro telespettatore nostro affezionato, che è Claudio Visintin, che oggi purtroppo non può seguirci, no? Sì, lo salutiamo, lo ringraziamo di tutto quello che fa per il sociale nella nostra città, e inoltre mi dice sempre mi ha detto anzi di salutare la dottoressa Buccarella, grazie. che in occasione di qualche tempo fa gli ha fatto un'intervista davanti al quadrilatero di Melara, dove con il suo impegno è stato aperto quel centro prelievi, insomma. Quindi ciao Claudio e anche Graziella. Assolutamente, un saluto esteso anche alla moglie Graziella. Allora, Renata invece ci scrive: in questo momento storico dove vediamo diritti calpestati, omertà da chi governa, guerre come non mai nella storia, non credete che lo sport e nello specifico le Olimpiadi stridano tantissimo con la situazione attuale mondiale, no? Fa questo parallelo, dice lo sport, la festa stride un po' con quello che sta succedendo, però forse è lo spirito proprio delle Olimpiadi, no? Superare questo tipo di certo, situazioni. le Olimpiadi sono uno dei momenti di più grande condivisione, secondo me, in assoluto, insomma. Poi alla fine gli atleti di tutti i paesi, quindi penso che sia una cosa che può dare una mano a differenza di quello che dice la telespettatrice, a quello che è il nostro momento e la nostra situazione. Per cui anzi inviterei proprio tutti a seguire questi momenti di sport, perché poi lo sport, insomma, è evidente che fa cultura, poi fa associazione, fa condivisione, quindi assolutamente speriamo che andano bene. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Signora Buccarella, buongiorno, buongiorno lei a Giovannini, Nivea. Buongiorno Nivea. Allora, io ho ascoltato con attenzione Pasino e devo dire che mi sono un momento girate le scatole in certi momenti, ma è abbastanza logoroico e gli altri non possono parlare. Allora, io volevo invece, Giovannini, ma non richiedo una sua... Vorrei una sua opinione, ma molto leggera, perché io sono sicura di quello che dico, no? Tutti parlano del ragazzo che non ha reagito alle provocazioni di quei delinquenti, perché chiamarli maranza o come li ha chiamati Russo ieri, bulotti, non è il termine giusto. Per me sono delinquenti, no? Però nessuno parla del ragazzo che in via Torino, via Cadorna, è stato invece aggredito e ricoverato in ospedale nella giornata proprio della fiamma olimpica. Non mi dirà che in quel momento alle 10:30, 22:30 di sera non c'era nessuno in strada a quell'ora, dopo tutta quella massa di persone che assistevano passaggio della fiamma olimpica. Rimango basita pensando che nessun adulto abbia difeso questo ragazzo, che non solo non ha reagito ma è rimasto vittima. Nessuno parla di lui. Io veramente non mi riconosco più nei triestini. Ho visto un sacerdote difendere dei ragazzi, ma non mi ricordo in che paese, guardando la televisione, con l'ombrello è andato contro. Per cui io non riesco a capire più
queste persone che quando vedono questi gruppi di ragazzi che assaltano uno solo senza nessuna colpa, che sta passeggiando, non prende le loro difese, a costo anche di prenderle, perché questa è anche coraggio, non è solo, ecco, questo volevo dire, veramente non mi riconosco più nei cittadini di questa Trieste. Grazie. Nivea, grazie, buona giornata. Ci riporta un problema già trattato, no? Anche in questa puntata, quello delle violenze, soprattutto magari da parte di persone giovani che sono in città. Cosa pensa della situazione e di quello che ha detto Nivea? Intanto saluto la signora Nivea, che è sempre sul pezzo, quindi ritengo, cioè, prendo un po' alla larga, no? Io insomma ho 50 anni ormai, quando ero più giovane, non più piccolo perché non ero mai tanto piccolo, però più giovane, no, però più giovane, diciamo, avevamo questo rispetto nei confronti delle persone più adulte, delle compagnie più adulte, no? Quindi io sono rojanese doc da una vita e quindi andavamo in piazza Tre Rivi dove c'erano le cabine del telefono, mi ricordo, ma c'era una situazione nella quale se tu vedevi che c'erano quelli più grandi, insomma, tendenzialmente non andavi a rompere le scatole alle loro, no? Cioè stavi per gli affari tuoi, magari ti spostavi, andavi dall'altra parte e dicendo. Ed era una situazione molto più lineare, questo atteggiamento che hanno questi ragazzini, questi giovani di maranza, come li chiamano, no? Poi alla fine maranza tendenzialmente è una parola che indica chi fa confusione, chi non fa roba del genere, no? E qui invece questo effettivamente la signora Nivea ha ragione, non sono questo tipo di personaggi, questi sono proprio dei ragazzi che vanno a fare qualcosa per fare proprio del male a qualcun altro, no? Tipo in questa occasione in via Torino, via Cadorna, di questo ragazzo che non ha reagito, mi rendo anche conto che ha perfettamente ragione secondo me, perché davanti ad una situazione del genere io personalmente non riuscirei forse a non andare a non intromettermi, perché se vedo un sopruso mi disturba e cerco in maniera, anche se sono da solo, cerco di fare qualcosa per dare una mano a questa ipotetica vittima. No? Certo. Purtroppo però al giorno d'oggi secondo me la tendenza è quella di farsi un po' gli affari propri e non andare a immischiarsi in situazioni che poi possono diventare pericolose per chi poi si mette in mezzo. Non è una cosa bella perché sì, non c'è più quel senso anche di civiltà che forse, ripeto, mi ricollego a quello che dicevo prima, all'epoca nella quale ero giovane io c'era sicuramente. Questo è un po' un discorso anche culturale secondo me di tutta la nostra nazione, di come stanno andando le cose, no? Quindi non va assolutamente bene. Poi sì, quello che stanno facendo, come abbiamo detto anche oggi sul giornale, certo, no? dell'intensificazione dei controlli, secondo me è assolutamente una cosa essenziale affinché si possa arrivare ad una situazione migliore. Allora, abbiamo un'altra telefonata e poi dobbiamo andare in pubblicità per l'ultima pausa della trasmissione, poi vi ricordo invece la diretta continua dopo le 10 fino a tutta la cerimonia all'interno della risiera di San Sabba per la giornata della memoria. Allora, pronto, buongiorno. Bucarella, buongiorno. Giovannini, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Giovannini, mito de campanile, per cortesia, come è questo ponte qua? Cioè non potremo più, se da fine dicembre che siamo qua con questo ponte, mettei in New Jersey 10 minuti dopo ve li cavemo, Dio santo, ma come c'è? Cioè, questa roba qua popolazione da tempo esasperata. che ormai si pindogliamo questo ponte e lei la dovesse essere anche particolarmente sensibile, visto che la sua campanile è intortato, e questa roba qua porta il cittadino alla disaffezione di quel che è la politica e il voto, io non credo più, ma neanche non vengo più a votare, perché
peraltro mi sono un suo elettore, e sta roba qua se ne frega il cittadino se sei della provincia, della regione, del comune, delle ferrovie. Il cittadino deve passare per degli altri, avvecciano, deve fare chilometri. Adesso si è chiusa via Monfalcon, via Rio Cornioletto. Dio santo Giovannini, per andare a fare la spesa, mi stavo a Campanelle in via Antico, per andare a fare la spesa in supermercato devo fare mezzo giro del globo. E questa roba qua porta alla disaffezione. Anche un che venga a votare dice non si poglia. E questa roba qua, se rifletti anche, non mi permetti questo parallelo, a livello nazionale, c'ho l'insicurezza di camminare per le strade, che avevamo votato questi, proprio perché magari ne ispirava un po' più di fiducia su queste problematiche, cosa che invece è in maranza, siamo ostaggio di questi. E il mio figlio di 10 anni, avrò paura di mandarlo per le strade, mia suocera ha paura. Quindi un bel esame di coscienza, e per il ponte qua che è una monada, vedete fare qualcosa perché siete vergognosi, e anche la passi la parola a Roma che la avrà qualche contatto. Giovannini, una tristezza, saluto. Grazie, buona giornata. Beh, non è colpa assolutamente di Andrea Giovannini, no? Però chiede il Signore, fate qualcosa, no? Per questo ponte di Campanelle. Vedevo che annuiva, diceva so benissimo il problema. Sono perfettamente d'accordo con lui, mi vede proprio coinvolto, ma proprio ieri pomeriggio la combinazione vuole che è arrivato un ragazzino su a Campanelle in campo, è arrivato in ritardo perché un ragazzo nuovo che appena iniziato a giocare con noi, tra le altre cose un ragazzo egiziano che è arrivato da poco qua in Italia, e non sapendo che c'era questo problema con il ponte ha dovuto fermarsi insomma, sotto in basso della via delle Campanelle, e essendo in ritardo, perché ha visto che la strada era troppo lunga, ha dovuto prendersi un taxi e hanno fatto il giro per venire poi in campo. Quindi alla fine è un problema che, come gli ho già detto anche nella passata puntata nella quale ero ospite, sempre lo stesso telespettatore chiamato, gli ho detto che è un problema che sentiamo fortemente anche noi, sono pienamente d'accordo con lui, purtroppo non ho granché mezzi per arrivare a fare qualcosa in merito a questo, oltre ad aver scritto all'assessore Babuda, insomma, ma più di questo io non posso, non ci arrivo, purtroppo non ho mancano proprio la competenza e gli strumenti, perché dice il Signore a noi non interessa se di competenza delle ferrovie. Certo, ma ha pienamente ragione. Ho capito, però qualcuno deve intervenire, no? Certo, Quindi ci deve essere la persona di competenza, l'ente di competenza, no? Altrimenti non si risolve la al di là del fatto che poi è comunque fuori dalla mia circoscrizione, quindi non posso neanche produrre documenti in merito a questo, quindi alla fine, sì, ripeto, io posso farmi portavoce delle difficoltà che ci sono, e chiaramente non è che scopro l'acqua calda, perché sicuramente saranno già arrivate migliaia di segnalazioni e proteste. Abbiamo fatto anche noi diversi servizi. Esatto, e poi però dall'altra parte mi metto nei panni dell'amico Michele, che probabilmente Babuda, che probabilmente è lui che deve gestire questa cosa per quanto riguarda il comune, mi chiedo, ma qual è lo scopo o l'interesse dell'assessore Babuda a non portare avanti questa risoluzione del problema? Cioè, non penso che abbia interessi a far sì che non si metta a posto il ponte di Campanelle, quindi purtroppo ci saranno dei problemi probabilmente burocratici che non si riescono a superare, e fino a quando non ci sarà una soluzione questo sarà il problema. Sicuramente spingeremo ancora affinché si risolva. Per quanto riguarda il discorso di suo figlio di 10 anni, che lui non ha la sicurezza di portarlo in giro, anche su questo posso essere d'accordo con lui, però questo è un discorso che va più forse a livello, lui diceva, nazionale, questo è un po' come per il stesso esempio della precedente telefonata del ragazzo di via Torino. Purtroppo le uniche soluzioni che ci sono quelle di intensificare i controlli, e mi pare che da questo punto di vista qua si stia facendo qualcosa, e quindi alla fine attendiamo che se ne faccia ancora, ecco, questo è quello che posso dire.
che vadano avanti, insomma, sì, questo tipo su questa linea. Su questa strada. Allora, però scusa, però anche là dopo, e qua entro in un campo politico, anche là appena si fa qualcosa in più subito dall'altra parte dire ma sì, però quella su troppo cattivi. Quindi alla fine anche là c'è sempre da stare un po' allerta. Allora, dobbiamo fermarci una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Andrea Giovannini, qui con noi in studio, con le vostre telefonate, con le vostre mail. Allora, volevo leggere e far vedere la vignetta di Marco Englaro, che come sempre, insomma, è sul pezzo. Si parlava prima anche in qualche modo del tram, che è qualcosa che riguarda, no, la terza circoscrizione, che sarà il tram in fondo al tunnel, si chiede qualcuno, costerà, brinderemo con un buon traminer. Vabbè, carina, grazie a Marco Englaro. Allora, il tram ancora in stallo, in lavoro, però insomma questo era previsto, no? Questa pausa, diciamo. Sì, una pausa prevista nella cronologia dei lavori, sì, quindi assolutamente appena viene concluso questo Paritran ripartirà e poi ci sarà anche l'arrivo magari più avanti rispetto a quello dove si ferma adesso, e quindi tutto va per il giusto verso. Anche perché insomma l'abbiamo aspettato parecchio, quindi sarebbe un peccato che adesso si fermasse di nuovo, no? È vero. Allora, vedo con rammarico, ci scrive Roberto, che basta andare oltre confine per vedere cantieri pubblici veloci e efficienti con tanti operai che lavorano e tempi rapidi di esecuzione. Dobbiamo spostare il confine, ovviamente è una provocazione, ma che rabbia, dice Roberto. A volte lo pensiamo anche noi, no? Questo dice, sembra che siano più efficienti, almeno si vedono lavorare di più, no? Probabilmente è una sensazione, perché secondo il mio punto di vista Trieste è una città abbastanza complessa dal punto di vista dei lavori pubblici. Secondo me il lavoro che sta effettuando l'assessore Lodi è comunque un lavoro di livello, e quindi alla fine poi ci sono tanti cantieri aperti e costanti, quindi non è facile. Tu giri per città, vedi tante situazioni del genere, ma perché la città necessita di queste opere, quindi alla fine, secondo il mio punto di vista, quello che si vede intorno, parlando di fuori confine, poi è anche più piccola come conformazione geografica, è meno difficoltosa, quindi probabilmente è l'effetto che dà questo, ma non penso che siamo messi male dal punto di vista dei lavori pubblici. Si fanno, non si faranno, ce ne sono tanti, e quindi questo prevale. È chiaro. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Gianni. Gianni, buongiorno Gianni. Buongiorno. Un bentornato a lei, anche se mi suggerisco di curarsi ancora. Ancora un po', no? Perché la sento con la voce un pochettino così, no? Costipata, lascia ecco. un po' a desiderare. Volevo dire solo una roba, tutto cambia, oggi è tutto cambiato, e così cambia anche l'asilo. Mi ero in asilo, e l'asilo qua a Trieste è stato il primo nel 1858, e non solo l'asilo ma tante altre robe. Avevamo un'identità triestina, e questa identità triestina pian pian la va calando, così anche con sto asilo. Però sento che, come che ha detto il signor, che lo saluto tanto, come che ha detto il signor, che adesso è risolto, però resterà comunale, ed è questo sono contento, perché l'asilo era nato comunale, è il primo asilo in Italia comunale, come tante altre robe della nostra città, che noi eravamo tanto indietro, eravamo in avanti. Ricordo solo una roba, 2 o 3 robe. Noi avevamo il salone delle macchine da scrivere, dove andava a impararsi
le future segretarie. Avevamo il salone dove c'erano le macchine di cosire, allora e dopo avevamo anche tante altre robe come i ricreatori. Siamo una città completamente diversa, completamente diversa. Ecco, questo volevo dire che sono contento che adesso si è risolto questo problema, anche se è un pochettino meno comunale, ma resta comunale di quel che mi ho capito. Poi ho visto che oggi è la giornata del ricordo, della memoria, del ricordo, mi voglio ricordare tutti, perché tutti hanno sofferto, tutti si stai malamente trattati, ma qua a Trieste avevamo Bruno Piazza si chiamava, e ha scritto un libro nel 1945 di pena che si è venuto fuori di Auschwitz, se non sbaglio. Questo è Bruno Piazza, ancora prima di quel che ha scritto, secondo me, Levi, se questo è un uomo. Allora volevo ricordarlo, un mio ricordo, perché è un libro che l'ho letto da giovanissimo, proprio da giovanissimo. Scusate le mie monade. Si immagini, Gianni, grazie della telefonata. Allora, grazie anche per aver citato così la giornata della memoria, e fra l'altro ci sono state inviate le immagini del corteo, insomma, ufficiale. Abbiamo visto in testa il sindaco, adesso rivedremo naturalmente la testa di questo corteo che dal Coroneo si è spostato verso la stazione, credo qua siamo davanti proprio al conservatorio, no? Se non mi sbaglio. Comunque insomma questa è la consueta camminata proprio per la giornata della memoria, camminata che poi corteo che si concluderà poi alla risiera di San Sabba, dove alle 11 ci sarà la cerimonia ufficiale come ogni anno, che noi seguiremo in diretta, trasmetteremo proprio in diretta, ma resteremo in diretta proprio per tutto il tempo, anche dalle 10 dopo la fine di Sveglia Trieste fino all'inizio della cerimonia, poi trasmetteremo direttamente la cerimonia. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno. Allora, volevo chiedere una cosa, perché la gente non fa le manifestazioni invece che per la Palestina, per l'Ucraina e compagnia bella, per questi poliziotti che fanno il loro dovere e che se si vedono una pistola davanti, sia vera o finta, sparano, vengono indagati? È un'indecenza, guardi, perché io voglio vedere se uno mi punta una pistola al buio, che tra l'altro viene fuori da un boschetto dove spacciavano, cosa deve fare un poliziotto? Aspettare che stavi prima il delinquente? È una cosa schifosa, vi ringrazio, scusatemi lo sfogo. Grazie a lei, tocca un tema di grande attualità, la signora dice, insomma, poi quelle che sono le regole di ingaggio, no? Se ne parla spesso, anche oggi c'è una notizia di una persona uccisa dalla polizia per appunto aver puntato un'arma che poi si è rivelata salve, no? Però contro la polizia, e dice appunto poi questi poliziotti vengono indagati e le fa rabbia questo atteggiamento, no? Siamo in un paese nel quale un uomo mascherato con un passamontagna in testa e un estintore in mano che lo stava lanciando verso una camionetta dei carabinieri, a fronte di una risposta da parte dei carabinieri purtroppo mortale nei confronti di questa persona, piuttosto che gli hanno intitolato un'aula del Parlamento, insomma è rispetto assoluto nei confronti delle forze dell'ordine, perché veramente in alcuni, quasi in tutti i casi, hanno le mani non legate di più, quindi alla fine a quel punto un poliziotto, io penso, ma chi me lo fa fare di fare qualcosa? A questo punto aspetto che succeda, però non è una cosa positiva, perché al di là del fatto che sia una
una pistola a giocattolo oppure no, io non lo posso sapere, se uno mi punta una pistola cerco di fare il mio dovere e di salvare quello che è la situazione. Siamo in un paese nel quale i media danno spazio a persone che dicono che fare il ladro è un lavoro, cioè siamo alla follia pura. Questo ha fatto tanto impressione, vero, anche in occasione di un altro fatto di cronaca recente. Intanto abbiamo visto le immagini dell'arrivo proprio alla stazione del corteo, no? Dove c'è appunto la lapide a memoria, la vediamo qui a perenne ricordo delle vittime dell'ADPA Pose l'8 settembre 2003, da questa stazione e 20 mesi di occupazione. Appunto abbiamo visto tutto il corteo con in testa il sindaco Roberto Di Piazza, poi tutte le associazioni con le bandiere, con i vessilli naturalmente, che rivedremo all'interno della risiera dalle 11 all'interno della cerimonia della risiera di San Sabba. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo solo una piccola informazione. Prego. chiedere senza che rispondesse in burocratese o policitese il vostro ospite. Cosa serve una cabinovia che da Bovedo va in stazione? Riduce il traffico in costiera? Riduce il traffico giù per via commerciale? A cosa serve? Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Domanda diretta, no? Che poi riguarda direttamente anche la circoscrizione terza, perché è proprio quello il tragitto di cui oggi fra l'altro si riparla sul giornale, abbiamo parlato più volte anche noi, no? Di questa ipotesi intanto di partire con la linea diciamo di terra, no? Quella meno problematica dal punto di vista delle autorizzazioni ambientali e tutto quello che poi è al Consiglio di Stato, no? Adesso. Vabbè, allora, a prescindere dal fatto che nel mio ruolo istituzionale tendenzialmente parlo schietto e non in burocratese o in politichese, perché sì, assolutamente, a parte che non mi si addice, forse non sono neanche tanto capace, quindi alla fine cerco di essere più popolare possibile, se così mi permettete di dire. Per quanto riguarda questa domanda, direttissima direi, io tendenzialmente non sono contrario alla cabinovia, ma evidentemente tutte queste situazioni che si sono verificate fanno sì che il progetto sia evidentemente in questo momento un po', secondo me, anche irrealizzabile. Quindi nell'ottica di un sgravio del traffico, questa cabinovia è diciamo lineare, non ha nessun tipo di senso secondo me. Mentre per quanto riguarda la struttura che verrà fatta in Porto Vecchio, Porto Vivo, come vogliamo chiamarlo, secondo me potrebbe essere un'attrazione anche per quello che è proprio nello specifico la nuova struttura del Porto Vecchio. Quindi alla fine potrebbe essere, è caduto il microfono, sì, vabbè. potrebbe essere una situazione che va a delineare un progetto che è già in essere, che non avrebbe problemi, come diceva lei, per il discorso delle autorizzazioni, e che comunque farebbe della zona, specificatamente, una zona arricchita da questa cabinovia. Allora c'è Rossana che vorrebbe notizie sul semaforo di Strada del Friuli, stiamo aspettando, dice che la situazione venga risolta, ci scrive appunto la nostra telespettatrice Rossana. Cosa si può dire del semaforo di Strada del Friuli? Sì, anche là stiamo aspettando anche noi che venga risolta la situazione, abbiamo fatto diversi documenti che portavano alla realizzazione di questo semaforo e siamo in attesa, onestamente non abbiamo notizie. Non ci sono aggiornamenti.
Va bene, allora torneremo a invitare il nostro ospite in un'altra puntata di Sveglia Trieste. Così vi darò gli aggiornamenti. Magari ci darà gli aggiornamenti del caso, non soltanto naturalmente sul semaforo di Strada del Friuli. Grazie intanto per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. Grazie, buon proseguimento. Vi invito tutti quanti al Carnevale di Roiano. Carnevale di Roiano, ne avete parlato in circoscrizione. Che assieme alla Commissione Socioculturale di Villa Prince, che ho il piacere di presiedere, insomma, iniziamo tutto questo iter che va fino alla fine delle festività carnevalesche, ed è uno spettacolo veramente molto molto bello, perché l'associazione Roiano per Tutti, che si occupa di questo a Roiano, è veramente forte da quel punto di vista. Benissimo, grazie ad Andrea Giovannini. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda Sveglia Trieste, ma non andate via perché continuiamo la nostra diretta in vista poi della trasmissione in diretta, sempre naturalmente, della cerimonia per la giornata della memoria dalla Risiera di San Sabba. Restate con noi.